Buongiorno, buongiorno e ben trovati a un nuovo appuntamento con Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa, gli ospiti, le vostre telefonate da casa in questa mattinata fino alle ore 10. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo che apre con la pagina politica, alta tensione in regione. Il ministro Ciriani contro la sanità del Friuli Venezia Giulia, vertice urgente tra i segretari del centrodestra. Il presidente Fedriga e gli alleati difendono il dirigente attaccato dall'esponente di Fratelli d'Italia, Dreosto della Lega, se vogliono facciamo un rimpasto. Spirano venti di crisi in regione, mai così forti dall'inizio della legislatura, addirittura inimmaginabili appena 2 anni fa, quando Fedriga e un centrodestra compattissimo centravano la riconferma alla guida del Palazzo dell'Oid. Le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha duramente criticato i ritardi del cantiere del nuovo ospedale di Pordenone, hanno trasformato in vera e propria spaccatura le incrinature tra Lega e Fratelli d'Italia. Andiamo a vedere poi le altre notizie. Sotto la testata, l'acciaio di Fratelli Kosulic avanti con le nuove acquisizioni, Sidoc mette in mare uno yacht, a Trieste un hub per la nautica e poi flop dei colloqui Russia-Ucraina, nessuna svolta sulla tregua, volenterosi, vertice senza Meloni, accordo su un maxi scambio di prigionieri ma nessuna svolta sulla tregua nei colloqui diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul, i primi dopo 3 anni. La richiesta di Mosca di cedere i territori prima di qualsiasi cessate il fuoco è stata ritenuta irricevibile da Kiev, ma le 2 delegazioni hanno concordato lo scambio di 1000 prigionieri per parte. La parte russa è soddisfatta e pronta a continuare i contatti, ha fatto sapere Mosca, mentre Kiev ha chiesto un incontro tra Zelensky e Putin come prossimo passo per avanzare verso una tregua. Scettici i leader dei volenterosi che hanno bollato come inaccettabili le condizioni poste dai russi. Intanto proprio il vertice dei volenterosi con Trump senza la premier Meloni diventa un caso. Polizia locale, un ufficio mobile per ascoltare i cittadini, sicurezza, progetto nei rioni, il comune fa partire la sperimentazione rioni sicuri, polizia locale nelle piazze per raccogliere segnalazioni di residenti. Caso Resinovic invece, Asugi sposta il tecnico in un altro reparto, Asugi trasferisce il tecnico di sala autoptica che si è detto responsabile involontario della frattura alla vertebra di Lili Resinovic. Pistole nel traffico, narcotrafficante inseguito e preso dagli agenti, finisce in manette la fuga in auto di un trafficante di droga preso in via Baiamonti dopo un inseguimento con tanto di pistole. Scusate. Stasera la sfida play-out a Rocco, Triestina in campo, ultima chiamata, è la sera della verità. Dopo una stagione iniziata in modo disastroso e poi un'ammirevole rincorsa targata a Tessera dell'Icarri, ostacolata tra l'altro dalle penalizzazioni, il destino della Triestina passa dalla sfida di stasera contro il Caldiero. Quello sul campo e forse non solo, a Rocco si inizia alle 20, all'Unione basta anche un pareggio per ottenere la salvezza. Poi la notizia di vela, la Klapčić torna all'Ocean Race, il giro del mondo a vela a tappe. Ed ecco allora la politica regionale in primo piano. Ciriani critica la sanità regionale, venti di crisi nel centrodestra, maggioranza verso la verifica. Il ministro chiede le scuse del direttore dell'azienda ospedaliera pordenonese, inaugurazione finta, un vertice urgente tra i segretari Dreosto, Rizzetto e Savino, Fedriga e la Lega difendono le scelte. È evidente come si sia aperto questo strappo. Ciriani ha chiesto al direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Tonuti, di scusarsi per l'inaugurazione per finta dell'ospedale Santa Maria degli Angeli e ha sollevato dubbi sulle chiusure dei punti nascita del pordenonese. Parole giudicate inopportune da Lega e Forza Italia perché pronunciate da un esponente di primo piano del governo, perché tirano in ballo un manager pubblico con l'obiettivo di mirare al presidente della regione, marcando una distanza che potrebbe essere funzionale nel caso di una contesa elettorale anticipata. La seduta della giunta regionale di ieri si è protratta più a lungo del previsto. Fedriga non ha nascosto il proprio disappunto, sottolineando la necessità di serrare le file ed evitare esternazioni che possono minare la tenuta della maggioranza, prestando il fianco agli attacchi della opposizione.
Lo stesso assessore regionale della salute Riccardi ha provocatoriamente messo sul tavolo la propria delega dicendosi disponibile a cederla a un esponente di Fratelli d'Italia in grado di farsene carico. Le alternative per Piazza Unità, Luca Alessandro, i fratelli Ciriani, i meloniani spingono forti della crescita del partito a livello nazionale, la sanità ancora una volta come a dicembre quando Fratelli d'Italia alzò la voce contestando apertamente il piano di riforma della rete oncologica regionale e soprattutto giudicato penalizzante soprattutto per il CRO di Aviane. Poi l'ospedale di Santa Maria degli Angeli, insomma i due ciriani pronti eventualmente a scendere in campo. Dreosto, leader leghista regionale, rimpasto se Fratelli d'Italia vuole la salute. C'è un tavolo di confronto regionale ma il ministro non l'ho mai visto. Una presa di posizione così forte impone un chiarimento. Carroccio e lista Fedriga hanno una base solida. Dice non siamo spaventati, a rischio la tenuta della maggioranza. Quello che posso dire è che questa vicenda è ribalzata ben oltre i confini regionali. La Lega non è spaventata nel momento in cui la difficoltà a collaborare con una parte degli alleati diventasse conclamata e non permettesse di garantire un'efficace azione di governo regionale. Dovremo ragionare su come procedere. Allora, rientriamo un attimo in studio, vi chiedo dalla regia se potete aiutarmi proprio con questo servizio sulla sanità regionale con le parole di Riccardo Riccardi. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, intervenendo a margine del primo incontro per presentare i dati riguardanti le varie strutture che fanno capo ad Asugi, ha sottolineato la necessità che cambi il rapporto paziente-medico di base, nell'ottica di risolvere uno dei problemi che affliggono la realtà sanitaria del Friuli Venezia Giulia, vale a dire l'inappropriatezza prescrittiva delle visite. Non è immaginabile pensare di avere un aumento della domanda alla quale stiamo assistendo in maniera così rilevante e di costruire un modello che corra dietro quella domanda, anche perché sarebbe inefficiente e sicuramente non sarebbe uno spreco. Dal medico, ha detto Riccardi, si va per ascoltare, non per parlare, auspicando una rivoluzione copernicana di ritorno, stante la piega che appunto ha preso il sistema. L'assessore ha poi affrontato il tema della carenza di infermieri, cui si somma un dato preoccupante. Complessivamente in Asugi circa 1500 dipendenti risultano inabili alle mansioni per le quali erano stati originariamente assunti. Anche sulla base di tali considerazioni, Riccardi ha ribadito le ragioni che spingono la Giunta regionale ad una riconsiderazione del sistema. Perché non sono dei tagli, sono miglioramenti delle condizioni degli esiti di salute con maggiore sicurezza, con capacità di attrazione del personale, perché i giovani giustamente vanno dove vedono tante cose, non dove ne vedono poche, dopo aver studiato e aver deciso di dedicare la propria vita a questo. In questo senso Riccardi precisa una volta di più come l'impegno per la rete oncologica regionale di fatto sia da considerare una sorta di nucleo fondativo. È la revisione della rete ospedaliera che non deve leggere come se fossero delle riduzioni delle prestazioni, sono delle prestazioni che devono essere garantite se vogliamo avere migliori esiti di salute e credo che questo sia il nostro compito. Né in cauda l'assessore risparmia un attacco alle ragioni che di fatto hanno bloccato per una ventina d'anni tale riassetto. Andava a toccare una serie di equilibri, di posizioni costruite nel tempo, non guardava gli esiti di salute delle persone, guardava le posizioni che in qualche modo venivano difese. Allora, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, con le altre notizie, la fiducia contro gli attacchi, il giornalismo, il rapporto con i lettori, gli ostacoli nell'esordio di Link in Piazza dell'Unità d'Italia, meccanica quantistica e competizione globale tra gli argomenti che sono stati trattati nella giornata di ieri. Colloqui al palo tra Mosca e Kiev, richieste russe irricevibili, intesa sui prigionieri, ma per la tregua la strada è in salita. Il Cremlino soddisfatto, gli ucraini, Putin veda Zelensky. I russi e ucraini, dopo 3 anni e mezzo di guerra, si sono ritrovati faccia a faccia per tentare di avvicinare le proprie posizioni. Questo è il risultato più rilevante, arrivato da Istanbul, nella misura in cui questo round di colloqui diretti rischiava addirittura di saltare dopo gli insulti reciproci volati alla vigilia.
I leader occidentali, la posizione russa non è costruttiva, l'Unione Europea evoca sanzioni. Trump rientra senza accordo, adesso lo zar cali le carte, dice il Presidente degli Stati Uniti, auspica un faccia a faccia, è arrivato il momento, Peskov apre all'incontro ma tira il freno su quelle che potrebbero essere le tempistiche, incontro insomma diretto tra Putin e Zelensky. Vertice dei volenterosi, Meloni rimane fuori, scontro con Macron, strappo albanese della Premier, noi coerenti, no alle truppe, il leader francese ribatte, non dia false informazioni, le opposizioni all'attacco. Il Vaticano scende in campo per un incontro a Lione-Vence, alla messa di insediamento, numerose le delegazioni che saluteranno il pontefice, riflettori puntati sugli Stati Uniti, guidati dal vicepresidente. Si pensa appunto ad un incontro tra il Santo Padre e il vicepresidente degli Stati Uniti. In Libia ancora nella guerra civile, imprenditori friulani rimpatriati, padre e figlio di Manzano erano nella capitale per lavoro, portati in salvo in Italia con un volo di Stato. Il grazie di entrambi al corpo diplomatico, ci siamo sentiti sempre al sicuro nonostante gli scontri in quel di Tripoli. Scontro sul remigration, Salvini non siamo in Unione Sovietica, lite sull'opportunità di tenere a Gallarate il summit dell'ultradestra europea, il PD chiede di vietare il raduno di razzisti che inneggia all'odio e all'intolleranza. Resta ancora un minimo di mistero sul luogo del ritrovo dei fattori della reimmigrazione di massa, ma sul raduno dell'ultradestra si è già sollevato un mare di polemiche con il PD che definisce un dovere vietare un incontro di razzisti che inneggiano a odio e intolleranza. Il leader della Lega Salvini replica: non siamo mica in Unione Sovietica. Gallarate, poco più di 50.000 abitanti in provincia di Varese, può essere una sede ma ci sono anche altre location, insomma filtra così in queste ore. Salari equi e rispetto delle libertà sindacali, il monito di Mattarella: non vi può essere pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale, senza rispetto delle libertà sindacali. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, torna a intervenire sul tema salariale, ovvero sul problema dei salari troppo bassi, sottolineando che la Costituzione italiana delinea con chiarezza un modello di società in cui il lavoro è tempo stesso fondamento della Repubblica, strumento di realizzazione personale, leva di giustizia sociale. Festival delle Regioni, 3 giorni a Venezia tra innovazione e kermesse politica, da domani l'evento che celebra le eccellenze dei territori, sul palco anche appunto il capo dello Stato Mattarella. Previsti interventi e tavole rotonde su più tematiche, dal Made in Italy nei mercati globali alle identità globali. Di Fedriga la relazione d'apertura, tra i panel quello sul federalismo fiscale, focus sull'autonomia con Calderoli. La più alta carica dello Stato, il Presidente della Repubblica Mattarella, il governo schierato dal Premier Giorgia Meloni e la squadra dei ministri quasi al completo, e poi i governatori di tutte eventi le regioni italiane con l'aggiunta dei colleghi sulle 2 province autonome. Sul sipario domani a Venezia sulla 4ª edizione del Festival delle Regioni. Allora, andiamo a vedere poi se possibile anche il servizio relativo alla Lega, le proposte per le imprese in Friuli Venezia Giulia. Si tratta del 6° servizio in scaletta. Il gruppo consigliare della Lega in Friuli Venezia Giulia ha depositato una proposta di legge volta a sostenere le piccole e medie imprese nell'ottenimento o nel rinnovo delle certificazioni aziendali. Il testo prevede l'istituzione di una linea contributiva per agevolare le aziende nei costi connessi a tali procedure, considerate oggi fondamentali per affrontare mercati sempre più competitivi. Una legge dal valore di 637.500 euro. Secondo la consigliera regionale Lucia Buna, prima firmataria della proposta, l'iniziativa punta a rafforzare il tessuto imprenditoriale regionale, aiutando le
aziende a migliorare reputazione, affidabilità e sostenibilità. Si tratta proprio di una misura a sostegno di chi vuole certificarsi in vari ambiti al fine di essere sempre più competitivo, sicuro e trasparente e quindi poter ottenere maggiore anche redditualità dalla propria produzione imprenditoriale. La norma denominata Misure per la competitività delle imprese attraverso l'adozione e il mantenimento di certificazioni nasce da un confronto con gli imprenditori locali e intende offrire un supporto trasversale a tutte le realtà produttive. Le certificazioni interessate spaziano dai sistemi di gestione alla sicurezza, dai prodotti e servizi alla sostenibilità fino alla diagnosi energetica. L'obiettivo è facilitare l'accesso a nuovi mercati e incentivare processi di miglioramento continuo. La Lega auspica inoltre un confronto in aula con le categorie economiche per migliorare il testo normativo. Interviene un settore importante, quello di aiutarle nella competitività, concedendo fino a 21.000 euro, con tagli anche da 3.000 per 3.500 euro per le nuove certificazioni, fino a 7.000 per quelle integrate, 3.000 euro per il mantenimento e l'aggiornamento, quindi si è pensato veramente in maniera diciamo così, universale a un mondo importante, quello delle PMI, per tutto il nostro Friuli Venezia Giulia. Il divieto del terzo mandato nelle regioni è una scelta discrezionale del legislatore che non necessita di alcuna integrazione a livello regionale. E questo è il passaggio chiave dello stop forte e chiaro dato dalla Corte Costituzionale alla campagna del governatore Vincenzo De Luca nelle motivazioni della sentenza del 9 aprile depositate ieri e di conseguenza a tutte le regioni ordinarie. Il provvedimento in realtà, proprio per come messo nero su bianco dalla Consulta, sembra avere i caratteri dell'universalità, ma di fatto al momento non contempla le regioni a statuto speciale. Per capire dunque il futuro del presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sarà importante seguire l'esito del Consiglio dei Ministri di lunedì, che deciderà se impugnare o meno la legge sul terzo mandato del presidente leghista Maurizio Fugatti della regione autonoma Trentino. Se succederà, la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia presumibilmente attenderà l'esito del ricorso prima di prendere o meno l'iniziativa in materia. Della legge del Trentino Alto Adige, che invece ha già deciso di dare questo terzo mandato al Presidente e quindi questa norma di democrazia, possiamo dirlo, questa possibilità, ecco, di far scegliere i cittadini. Noi abbiamo sempre detto di essere contrari al terzo mandato. Pensiamo e penso che se c'è un bravo governatore di regione, un bravo presidente di regione, 10 anni siano sufficienti. Io non credo che questa sentenza sia una pietra tombale. Credo però che sia un macigno abbastanza pesante, questo sì. Se il governo deciderà lunedì, il Consiglio dei Ministri, di impugnare la legge del Trentino, noi possiamo immaginarci di avere una sentenza sul Trentino che arriva alla fine di luglio oppure all'inizio di settembre. Lei lo sta dicendo perché a ottobre scadranno i 2 anni, 6 mesi e un giorno, cioè la metà del mandato Fedriga, limite entro il quale può accadere le cose di cui abbiamo parlato tante volte. La famosa sfiducia, se si forza un testo in aula, viene bocciato. Se cade quindi di conseguenza la giunta regionale, può ricandidarsi Massimiliano Fedriga perché non vale come il secondo mandato, giusto? Nei corridoi ne ho sentito parlare da moltissimi politici, ma né nei corridoi né nelle stanze qualsiasi siano di riunione io non ho mai sentito dire una parola in questo senso dal presidente Massimiliano Fedriga. Io non credo che Fedriga farebbe cadere il governo del centrodestra in regione per avere un mandato in più che durerebbe invece che fino al 2028, fino al 2030. Allora, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le prime notizie del mattino su traffico, viabilità, altre disposizioni, con Luisa Mastracchio, ispettore capo. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora guardi, la notte intanto è stata tranquilla, nel senso c'è
c'è stato il rilievo di 2 incidenti con ferito, ma nulla di grave per quanto riguarda le parti coinvolte, poi soliti controlli diciamo serali per quanto riguarda le nostre pattuglie. Dunque per la giornata di oggi per il momento non abbiamo segnalazioni di incidenti in atto, quindi la situazione apparentemente anche dalle telecamere è tranquilla. Ricordo, allora iniziamo per quanto riguarda i divieti di sosta dalle 12 e sino alla partenza della nave da crociera nei soliti tratti delle rive appunto interessati, quindi attenzione ai divieti in questo senso. Poi passiamo già al pomeriggio dove ci è previsto in programma un corteo appunto con ritrovo circa alle 15:30 in Piazza Libertà e poi lo stesso corteo che si snoderà tra la via Piazza Libertà, la via Ghega, la via Filzi, Galatti, Carducci, Piazza Goldoni, Corso Italia, Rive e l'arrivo poi in Piazza Unità. Insomma, previsto abbastanza afflusso di persone a tale corteo. Indicativamente comunque il corteo tra le 17 e le 20 dovrebbe essere interessato alla zona. Ecco. Poi oggi abbiamo anche in programma la partita della Triestina con inizio alle ore 20 e sono previsti divieti, non divieti di transito ma divieti solo in Piazzale Azzurri d'Italia e sulla via Palatucci, indicativamente dalle ore 13 alle ore 23 della sera. E ultima cosa che segnalo per la giornata di oggi, in programma tra le 18 e le 20:30 l'evento di atletica leggera Cori Trieste con partenza e arrivo nella cornice del Porto Vecchio tra i magazzini 27 e 28, articolato in due gare, diciamo più che altro la Family, quella non competitiva con partenza alle ore 18 e la seconda alle 19:20, quella competitiva. A tale proposito appunto poniamo l'attenzione sul divieto di transito nell'area interessata del Porto Vecchio, appunto anche della Bretella, tra le ore 15 e le ore 23 e sui divieti di sosta già attivi da stamattina, sempre sino alle ore 23 di questa sera. Naturalmente presenza di nostro personale sul posto per la necessaria viabilità o deviazioni. E con tutto ciò avrei detto tutto per il momento, le restituirei la linea, saluterei lei e telespettatori. Grazie allora a Luisa Mastracchio. Andiamo avanti. Il PNRR avanza, un'opera su 3 è completata. I progetti sono 1486, l'80% dei quali si concluderà entro il 2026. Alzato il livello, dice l'assessore regionale Zilli, in questa ultima fase abbiamo deciso di alzare ancora il livello di attenzione sull'attuazione del PNRR, rafforzando le attività di monitoraggio. Questo è un po' il punto sulla cabina di regia del PNRR in Friuli Venezia Giulia, insomma pezzo molto da giornale con tutte le tabelle. Rischi e opportunità del AI al centro della carovana Will, la seconda e ultima giornata dedicata all'intelligenza artificiale nell'evento in piazza a Gorizia. Grandi potenzialità, ma servono contrappesi dentro leggi, contratti e aziende. L'assessore Rosolen e il nodo sicurezza priorità assoluta. La campagna CGIL sul referendum, le donne protagoniste del voto, dall'Assemblea regionale delle sindacaliste arriva l'appello alla partecipazione per l'8 e il 9 di giugno. Chiedo alla regia se è possibile andare un istante in pubblicità, poi ritorniamo con la seconda parte della rassegna stampa, poi gli ospiti a partire dalle ore 8. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. Proseguiamo allora con la rassegna stampa dal quotidiano Il Piccolo, le pagine nazionali, Garlasco, l'analisi del DNA potrebbe riaprire il caso, all'esame le tracce sotto le unghie di Chiara che hanno coinvolto Sempio, prelievi genetici alle gemelle K e altri 4, molti i reperti al vaglio, le sorelle sono di nuovo sotto i riflettori per via di una rilettura di una vecchia testimonianza.
Elezioni in Croazia, l'Unione degli Italiani per la dieta istriana, il paese è chiamato alle urne domani in 127 città e 428 municipi. I rappresentanti della minoranza danno un'indicazione di voto, ballottaggi fissati per il 1° giugno, quarta consultazione in 12 mesi. Intanto sparita nel nulla la statua di bronzo dedicata a Melania Trump in Slovenia, nel paese natale della First Lady statunitense. Ignoti hanno segato le gambe del manufatto per rimuoverlo. I due precedenti, insomma, non c'è pace per il monumento della First Lady di origine slovena. Fratelli Kosulic, la marcia non si ferma, nuove acquisizioni. Numero 1 Augusto Kosulic, fiducioso sulla ripresa del mercato dell'acciaio già da quest'anno, allo studio una politica d'espansione in continuità con l'acquisto del 37% della svizzera Trastel. Focus su aziende della filiera siderurgica per proseguire nel rafforzamento. La collaborazione con Metinvest va avanti, gestiremo la banchina a Piombino. Sui dazi, dice lo stesso Kosulic, il problema è l'instabilità causata dagli annunci ondivaghi di Trump. Varato alla SIDOC uno scafo di 43 metri. Summer a Trieste un hub per la nautica, il mega yacht di CMB Scarl verrà completato nelle Marche, a breve accordo per concentrare in loco l'intera produzione. Dopo il VAR il trasporto nel futuro della SIDOC potrebbe arrivare presto anche l'allestimento di mega yacht. La società del gruppo Summer, specializzata nella movimentazione di colli eccezionali e nell'assemblaggio di commesse industriali, ha varato nei giorni scorsi uno scafo in acciaio preallestito realizzato dalla società marchigiana CMB Scarl. Eccolo qua, 43 metri, lo yacht della linea Deep Blue. In futuro appunto potrebbe aprirsi anche una nuova fase dedicata agli allestimenti degli scafi. Andiamo ancora avanti, arrivando alle questioni più prettamente triestine. Un ufficio mobile per la sicurezza raccoglie le denunce dei cittadini. La polizia locale oggi a San Giacomo a San Vito per individuare situazioni sospette di degrado. Ne abbiamo parlato ieri nel servizio De Gavardo Sicurezza Rioni, è andato in onda nel nostro telegiornale. Una pattuglia mobile nei rioni più frequentati di Trieste per accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni. È la nuova iniziativa del Comune che rafforza il servizio del nucleo polizia di prossimità con un presidio fisso e itinerante ogni mercoledì e sabato. La postazione sarà operativa 2 volte a settimana a Borgo San Sergio, Valmaura, San Giacomo e San Vito. Un punto di riferimento per chi vive nei quartieri dove agenti formati saranno a disposizione per ascoltare problemi del territorio, raccogliere segnalazioni, contenere disagi o semplicemente fornire informazioni utili. Il servizio permetterà anche di gestire oggetti smarriti, inoltrare criticità ad altri uffici comunali, distribuire modulistiche e facilitare l'accesso agli atti. È un'idea anche attualmente sperimentale, nel senso che vogliamo ascoltare in modo diverso i nostri cittadini e il nostro territorio. Ci siamo resi conto che c'è questa necessità e questa richiesta di essere più presenti anche fisicamente, anche a piedi nei nostri rioni. Inizieremo già questo sabato, quindi domani, con una presenza prima sul piazzale di San Giacomo e poi a San Vito e continueremo la prossima settimana nella giornata di mercoledì mattina, prima a Borgo San Sergio e poi a Valmaura. Una presenza concreta nei luoghi di vita quotidiana che punta a rafforzare fiducia, trasparenza e partecipazione attiva. Qui si vede concretamente, anche con un certo sforzo da parte della polizia locale, perché diciamo che devono lavorare con le risorse che hanno, insomma. Quindi io penso che sia un ottimo lavoro, un'ottima iniziativa, un ringraziamento alla polizia locale, all'assessore De Gavardo che è sempre molto attenta a questa situazione. Ascoltare la gente è fondamentale e avendo la polizia in questi rioni effettivamente dà quel senso di fiducia in più. Questa sarà un'organizzazione che durerà un mese, poi faremo le nostre valutazioni e poi eventualmente la sposteremo o la amplieremo ad altri rioni della nostra città. Allora, proseguiamo con la cronaca, con la notizia che ha animato, diciamo così, la giornata di ieri dal punto di vista della cronaca nera. Narcotrafficante circondato con le pistole, criminale sloveno arrestato dalla polizia locale in Borghese, inseguito e braccato con le armi nelle vie Salata e Baiamonti. Se ne è occupato per Tele4 Gianluca Paladini.
Inseguito, accerchiato e arrestato. La fuga verso la Slovenia è stata interrotta sul nascere. È l'esito della brillante operazione della Polizia Locale di Trieste che questa mattina ha intercettato un noto trafficante di cocaina sloveno. L'episodio è avvenuto in via Salata, ma l'inseguimento è partito in via dell'Istria. Il sospettato, con diversi precedenti di polizia e considerato soggetto molto pericoloso, è stato notato a bordo della propria auto da alcuni agenti in borghese. Avendo riconosciuto l'uomo, la polizia locale si è messa all'inseguimento della vettura, intimando l'ALT. Lo sloveno ha pigiato il piede sull'acceleratore, ma è stato vittima della manovra di accerchiamento degli agenti della locale che sono riusciti a fermarlo e circondarlo al semaforo all'uscita della galleria di Montebello. Gli uomini del nucleo investigativo hanno estratto e puntato le pistole e intimato all'uomo di desistere da ogni tentativo di fuga. Lo sloveno, che intendeva scappare varcando il confine per rifugiarsi in Slovenia, è stato ammanettato. All'interno della sua vettura è stata anche rinvenuta della droga. Secondo quanto appreso, gli agenti della polizia locale stavano aspettando il loro uomo. Sì, perché lo sloveno era noto per la sua attività di traffico di cocaina fra Trieste e la vicina Slovenia. Un altro inseguimento era andato in scena più di un mese fa tra la polizia locale e proprio il Corriere. In quell'occasione l'uomo stava fuggendo percorrendo Strada di Fiume, inseguito proprio da agenti in borghese della locale. Durante la fuga, il trafficante sloveno aveva anche investito uno scooterista per poi sparire oltre confine. Stavolta invece non ha avuto scampo. D'Italia sono state presentate le nuove spazzatrici per la pulizia delle strade, investimento di oltre 1 milione per i mezzi elettrici, ecologici, che riducono al minimo il sollevamento delle polveri sottili e il rumore. L'investimento fa capo a IZ Ecologia, Itelium SIA, le cooperative Querciambiente, Club Asaglia e Germano, aggiudicatari degli appalti di igiene urbana del Comune di Trieste per conto di Acegas APS Amga. Ne abbiamo anche parlato nell'ultimo servizio in scaletta nel nostro telegiornale di ieri, in cui abbiamo fatto vedere proprio la presentazione dei nuovi mezzi che garantiranno la pulizia delle strade nel capoluogo giuliano. Quando abbiamo fatto l'ultimo appalto per i servizi ambientali della città, abbiamo pensato di introdurre dentro il bando di gara degli incentivi per l'innovazione. Innovazione rivolta alla sostenibilità. Presentati nuovi mezzi elettrici per la pulizia urbana di Trieste, mezzi acquisiti dalle aziende ITS Ecologia, Itelium e dalle cooperative sociali La Querciambiente, Club Asaglia e Germano, tutte realtà aggiudicatarie degli appalti di igiene urbana del Comune di Trieste per conto di Acegas APS Amga. Si tratta di veicoli all'avanguardia, progettati per ridurre l'impatto ambientale sia durante le operazioni quotidiane sia nella fase di ricarica. Togliere il più possibile motori termici dal servizio quotidiano alle città, ma c'è anche l'esigenza della silenziosità dei mezzi. Quindi abbiamo introdotto una prospettiva di innovazione tecnologica all'interno del bando di gara, mettendo dei punteggi premianti per le imprese che più di altre proponessero delle soluzioni innovative. I vincitori della gara hanno performato molto da questo punto di vista e qui oggi cominciamo a vedere i primi effetti l'esito di questa gara, perché ci sono i mezzi elettrici che sono già operativi nella città. L'obiettivo è quindi rispondere al meglio alle mutate esigenze della città, riducendo il più possibile le emissioni per una Trieste sempre più pulita. Grazie anche al nostro committente che è la Acegas APS Amga, il quale ha voluto buttare giù fuori un appalto dove dovevamo rispettare delle regole di mettere in strada dei mezzi elettrici. Ecco che noi come ITS Ecologia, i colleghi Itelium e la Querciambiente hanno anche loro fatto l'investimento sull'esposizione del mettere in strada di mezzi elettrici. E non solo, abbiamo fatto anche una cosa in più, abbiamo fatto nell'azienda un impianto fotovoltaico con la batteria di accumulo, quindi per cui ogni sera le macchine che rientrano vengono ricaricate con l'energia formata dal fotovoltaico. Bene, proseguiamo. Forza Italia lancia la sfida nei rioni, moderati e decisi, un percorso nei rioni, nelle piazze, nei luoghi inusuali di ascolto, di confronto e di costruzione partecipata per immaginare la Trieste dei prossimi anni al centro di idee, progetti e programmi condivisi per la città. Iniziativa di Forza Italia presentata ieri da Alberto Polacco e dal consigliere regionale Lo Bianco.
Ci diamo l'obiettivo di essere sempre più presenti sul territorio. Lo facciamo costantemente attraverso i nostri amministratori, i nostri giovani, i nostri iscritti. Dialoghiamo con la cittadinanza, ma vogliamo che la bandiera di Forza Italia sia presente nelle piazze, nei giardini, nei quartieri della nostra città. Forza Italia lancia la sua campagna di ascolto sul territorio, un progetto di 2 anni fino alle prossime elezioni amministrative. Una visita della città rione per rione con questionari da proporre ai cittadini per intercettare le loro esigenze. Avremo della modulistica molto semplice con delle didascalie che rappresentano il verde, le strade, non so, la scuola, gli anziani, insomma tematiche. I cittadini scriveranno quali sono le loro istanze, quali sono le loro idee per progettare la nostra città. È un'iniziativa che vuole avere innanzitutto una risposta su temi immediati che noi cerchiamo di risolvere e altre invece progettuali per progettare la nostra città in una visione anche futura. Noi ci mettiamo la faccia perché siamo persone che costantemente stanno con le persone, vogliamo iniziare un percorso che durerà 2 anni fino alle prossime elezioni di ascolto, di comunicazione anche di tante cose che si fanno e quindi quel continua, costante confronto con i cittadini che è la forza del nostro movimento. In questa prima fase i consiglieri circoscrizionali saranno l'avanguardia del progetto. I consiglieri circoscrizionali saranno i primi interpreti di questa iniziativa assieme ai militanti e simpatizzanti di Forza Italia che collaboreranno e saranno quelli che andranno, ripeto, in tutti questi rioni, in tutti questi luoghi della nostra città a rappresentare Forza Italia e a cogliere le istanze dei cittadini. Proseguiamo, caso Resinovic, il tecnico dell'autopsia trasferito da Sugi in altro reparto, nella sua memoria alla procura la dinamica sulla frattura della vertebra toracica della donna. Provvedimento disciplinare nei confronti di Molinari per i video della sala autoptica pubblicati in rete. Giacomo Molinari, il tecnico di sala autoptica che sostiene di aver procurato involontariamente nel corso dell'esame autoptico la frattura alla vertebra toracica di Liliana Resinovic, è stato trasferito da Sugi in un altro reparto. Non lavorerà più, almeno in questa fase, nella struttura di anatomia e istologia patologica dell'ospedale di Catinara, dove è operativo dal 2012. Non avrà più in questo modo accesso alla sala autopsie. Da indiscrezioni risulta che sarà trasferito nell'archivio delle cartelle cliniche di via Travnik, la struttura nella quale vengono catalogate e conservate le copie delle cartelle cliniche dei referti. Il provvedimento di Asugi, che non ha commentato, scrive il quotidiano Il Piccolo, sarebbe dettato dalla violazione da parte di Molinari del regolamento aziendale, che tra l'altro non consente di pubblicare su pagine social personali contenuti relativi al posto di lavoro e all'attività lavorativa in generale. Calciatori minorenni molestati, rito abbreviato per l'ex mister, l'udienza preliminare e l'accusa di violenza sessuale aggravata. Si riapre il processo per l'ex allenatore del San Luigi accusato di ripetute molestie nei confronti dei ragazzini che allenava. Stavolta l'uomo sarà giudicato con il rito abbreviato. Otorino-Laringoiatria accorcia le attese, serve più dialogo e meno burocrazia. Il direttore Tirelli evidenzia la crescita di Catinara anche grazie alla tecnologia e lancia un appello. Ora integrazione fra medici, la chirurgia riduce i costi se il sistema garantisce diagnosi precoci. L'assessore Riccardi, il processo in corso punta a migliorare la salute dei cittadini. Sentiamo. Quello di oggi con Otorino-Laringoiatria era il primo di una serie di incontri attraverso i quali Asugi racconterà il lavoro delle strutture che ad essa fanno capo. E la struttura diretta da Giancarlo Tirelli può raccontare i successi riscontrati e riconosciuti in 3 settori: la chirurgia oncologica, la chirurgia endoscopica e la microchirurgia della sordità. Nel suo intervento però Tirelli ha evidenziato anche una serie di criticità. Un'eccessiva burocratizzazione che ci porta via tempo e sottraendo il tempo che potremmo dedicare al paziente, un'eccessiva medicina difensiva per cui il medico a volte agisce chiedendo esami che tutelano la propria sicurezza. L'ultimo aspetto negativo sul quale bisogna lavorare tutti quanti è sulla percentuale di inappropriatezza delle visite specialistiche richieste. A me è sembrata una lezione importante che qualcuno dovrebbe osservare con attenzione. Al ragionamento di Tirelli non è indifferente un dato.
quanto cioè il paziente sia eccessivamente esigente nei confronti del proprio medico curante e a volte anche nei confronti dello specialista. Un comportamento che si basa molto su informazioni raccolte in rete, senza alcun controllo a volte. Tirelli poi ha sottolineato un particolare più tecnico e forse interno, stigmatizzando l'utilizzo della robotica, cui in ogni caso otorinolaringoiatria ricorre. La tecnologia, ha ammonito, non può sostituire del tutto il lavoro di un chirurgo, soprattutto quando dovessero sorgere complicazioni che da remoto non si possono controllare. Allora, proseguiamo con le altre notizie. Conferimento di 11 diplomi fra cavalieri e ufficiali. Gli insigniti sono Fabiano Biasci, Leonardo Boido, Stefano Campaiola, Antonio Cuomo, Fabia Dell'Antonia, Domenico Dragotto, Giovanni Maria Farina, Vinicio Gherghetta e Antonio Sia. Gli ufficiali invece sono Agattino Carollo e Mauro Carrozzo. Elezioni delle RSU in municipio, vince la CISL, 30% e 10 eletti, i risultati della nuova rappresentanza sindacale, una conferma come sottolineato dal segretario della CISL Walter Giani. L'arbitrato per il caso Adriaco, ok per De Manzini o voto bis, procedura avviata dallo sfidante Vidulli e dal socio che si era visto negare l'urna. In 159 chiedono un'assemblea. Il Presidente, spero che la decisione porti pace. Sarà un collegio arbitrale a decidere se i soci dell'Adriaco dovranno tornare al voto o se andrà confermata la vittoria della lista a sostegno della presidenza di Nicolò De Manzini. Carcasse di auto e barche, rifiuti edili, pneumatici, elettrodomestici dismessi, bonifica da 160.000 euro. Nel 2024 il Comune è intervenuto per ripulire 10 depositi di rifiuti, quest'anno sono già 6, in metà dei casi individuati i responsabili. Questi sono i pezzi della carcassa d'auto recuperata rimasta per decenni sottostrada del Trifriuli a Contovello, in alto altre aree bonificate, alcune anche sul Carso triestino. Grotte impossibili, mete del sottosuolo ricche di fascino ma riservate a pochi. Delle 7.000 cavità della regione solo poche sono accessibili ai turisti. L'esperto, più che attrezzarne di nuove, vanno potenziati i servizi. È impossibile di nome di fatto, la grotta scoperta nel 2004 che si sviluppa sotto la grande viabilità resta inaccessibile ai più, gli accessi attuali sono praticamente soltanto di chi ha la dimestichezza con corde e imbrago. Queste sono le foto di quello che regala quella grotta, chiaramente affiancata proprio alla galleria della grande viabilità triestina, con tra l'altro delle concrezioni di assoluto pregio. Tributo della Boegan a De Marchi, intuì l'esistenza di una galleria, figura di rilievo del mondo ipogeo. A lui è dedicata la mostra di 5 grandi speleofotografi. Un secondo infarto per l'operaio di Muggia, soccorsi in cantiere, applicato il supporto extracorporeo per salvargli la vita, le condizioni sono migliorate, ma resta in terapia intensiva l'uomo che fu soccorso nei giorni scorsi in quel di Muggia. Paziente in cura alla cardiochirurgia e vigilato di giorno e di notte. Bollino di sosta digitale, oltre 2.100 richieste, 341 multi in 3 mesi a Muggia. Sono 341 le sanzioni emesse da febbraio a Muggia nei confronti dei veicoli in sosta negli stalli riservati ai residenti. Nel 20% dei casi si tratta di stranieri. Finora sono stati richiesti circa 2.100 bollini digitali, nuovi permessi smaterializzati di sosta per residenti. Sono entrati in vigore a febbraio al posto dei cartacei. A fornire i dati aggiornati è il sindaco Paolo Polidori, che parla di numeri significativi a partire da quello dei sottoscrittori. Gli uffici mi dicono che i cittadini ne stanno richiedendo altri ogni giorno. Sul fronte delle sanzioni, il primo cittadino aggiunto
Considerando che si tratta di un servizio a pagamento, era fondamentale prevedere un monitoraggio con polizia locale e addetti di Abaco che garantisse la rotazione dei parcheggi, con gli spazi liberi che quindi si trovano con maggiore facilità. Uno degli obiettivi principali era quello di dare la possibilità a chi vive a Muggia di trovare posto, cosa che non avveniva con il bollino vecchio, perché non consentiva una verifica delle auto parcheggiate ed era presente ancora su tanti veicoli di persone che non abitavano più a Muggia. Pulizia del Carso a Morupino, Casa Malara e con i volontari. I migranti si uniranno al gruppo ambientalista. Domani l'appuntamento è alle 9 da Zaria. Torna il mercatino Cose di Vecchie Case in piazza Urisina, che con cadenza mensile anima la piazza alle 8 del mattino ogni terzo sabato del mese. Rientriamo un attimo in studio per spostarci anche sul fronte sportivo, perché ovviamente c'è grande attesa per la partita di questa sera al Rocco, la salvezza per il Rocco alle 20, la Triestina ospiterà il Caldiero nella gara di ritorno dei play-out, attacco affidato a Olivieri e Udo, come detto ieri nel nostro servizio prepartita, Vertainen che parte dalla panchina, l'Unione per rimanere in Lega Pro potrà accontentarsi anche di un pari, attesi oltre 5.000 tifosi allo stadio. Sentiamo il mister Attilio Tesser. Siamo alla vigilia della partita più importante dell'anno per la Triestina, il ritorno dei play-out al Rocco, con mister Tesser per capire come ha affrontato questa settimana di allenamenti la squadra e come arriva a questo appuntamento. Ma arriva bene perché dobbiamo arrivare bene. Domani dobbiamo fare una partita importante, ne siamo consapevoli, quindi si sono allenati, chiaramente c'è un po' di tensione, è naturale, è inutile nascondere le cose, però la squadra ha lavorato bene, concentrata, si è impegnata, si è applicata a tutte le cose che abbiamo provato, quindi domani mi aspetto una bella partita. C'è qualche, diciamo così, problema di disponibilità per l'attacco a causa di infortuni? C'è da sopperire l'assenza di Silvestri invece per la squalifica? Sì, diciamo che dietro purtroppo l'assenza di Silvestri, però è pronto Alessandro e sicuramente farà la sua partita, lì siamo coperti. Speriamo di non avere altre problematiche, che dopo dietro abbiamo solo il ragazzo Kosher che sarebbe al debutto, quasi ha giocato pochi minuti in una partita. Fortunatamente abbiamo recuperato in difesa Balcott che ha fatto anche una buona settimana lavorativa e quindi stiamo bene davanti, qualche problemina ce l'abbiamo. Abbiamo avuto Epa Vertainen fermo la settimana scorsa, si è allenato gli ultimi 2 giorni, quindi per fortuna recuperiamo lui a disposizione, invece Strizzolo non ce la fa e non sarà a disposizione. Probabile, insomma, Cortinovis, Olivieri e Udo all'inizio. Insomma. Probabile, potremmo giocare magari con 2 o 3 quartisti e una punta, ma no, alla fine penso che sarà questa la squadra, la soluzione giusta, perché Vertainen è un po' che 2 settimane che non si allena, con 2 allenamenti non me la sento farlo partire dall'inizio. Ovviamente la Triestina ha ancora il doppio risultato utile a disposizione dopo lo 0-0 dell'andata, penso però che si scenderà in campo per segnare il prima possibile, per evitare, diciamo così, gli spettri che potrebbero apparire nel secondo tempo in caso di 0-0 anche al ritorno. Certamente, non dobbiamo speculare sul doppio risultato, dobbiamo giocare una partita molto attenta sicuramente, ma una partita di chi vuol vincere la partita, si gioca per vincere la partita, non per aspettare o speculare appunto sul risultato. Poi dobbiamo anche essere bravi di interpretarla bene, perché non dobbiamo nemmeno regalare, dove loro sono molto bravi, le ripartenze loro, e quindi dobbiamo stare molto, molto concentrati e attenti, ma sempre con l'idea di giocare la partita in avanti, con fiducia, con cattiveria, con grandissima umiltà, ma determinazione. Ovviamente Tele4 domani vi fornirà tutti i servizi relativi alla partita della Triestina nel nostro telegiornale della domenica, gli approfondimenti, le interviste e naturalmente ci occuperemo anche della pallacanestro. Adesso viene il bello, parte la sfida playoff per la pallacanestro Trieste, stasera a Brescia inizia l'avventura con l'incognita sulle condizioni di Valentine, sarà o non sarà in campo per la pallacanestro Trieste quello che Lorenzo Gatto definisce il fantasista, ed è giusto, della formazione triestina. In casa della Valle insomma ci sono degli avversari veramente importanti, dall'Italiano della Valle in guardia al centro Bilan, uno dei totem di questa
del campionato, che ha vinto in molti comparti statistici, diciamo così, le classifiche di categoria, a partire da quella della valutazione dei rimbalzi, e poi Barnell, forse il leader della squadra, quello che sa, diciamo così, accendere la formazione bresciana nei momenti decisivi. Gara 1 oggi, gara 2 lunedì sera, che seguiremo nel corso del Caffè dello Sport, e poi vedremo dove verrà disputata gara 3, perché ancora non si sa nulla sul ricorso, sulla squalifica del Palatrieste. Andiamo a sentire intanto le parole di Jamion Christian e i dati statistici sulle due squadre. Yeah, every day that you get a chance to be a team right at this point of the year is special. It's important to be able to be playing for something important, playing for something meaningful. We enjoy that level of competition and we enjoy that level of camaraderie. The best teams at this time of year find a way to grow closer together. And, we've got to do that if we want to continue to play in this thing. Playoff, finalmente si parte. A Brescia il primo atto della serie fra la terza e la sesta forza del campionato. Della Valle, Bilan, Barnelli, Ivanovic e Soci contro Ross, Jutov, Brown e sperabilmente pure Valentine, se riuscirà a giocare sopportando l'eventuale dolore al costato. In entrambi i precedenti la formazione di Poeta ha battuto i biancorossi, match saltati da Ross per infortunio. Le statistiche dicono che i bianco-blu segnano mediamente 3 punti in più di Trieste, 97 contro 87-2, attestandosi come secondo attacco del campionato dopo Trapani, mentre i giuliani fanno meglio a rimbalzo con 40 carambole contro le 36,9, anche qui medaglie d'argento, in questo caso per Trieste, della Lega Basket. Percentuali dal campo e assist sovrapponibili, mentre resta il tallone d'Achille della formazione giuliana sui tiri liberi di squadra, 71% contro il 79% dei padroni di casa. Tema questo su cui bisogna necessariamente fare un salto di qualità in partite tirate come quelle della post-season. Yeah, Brescia's been one of the best teams in our league all season long. They've got a Coach of the Year candidate, a guy who's done an unbelievable job leading them and guiding them all season long. They're a tough challenge. They present some challenges with the way they can play on the inside. In particular, how many fouls that they draw through the course of a game that are non-shooting fouls. So it requires us to play really fundamentally sound, to play without emotion, but to play with intelligence and toughness. Again, for us, we've got to do a great job of transition defensively, and they've improved defensively, and so we've got to take care of the ball and score as well. Queste le parole quindi di coach Jamion Christian. Dobbiamo ancora vedere però il servizio relativo al Festival dell'Operetta, che animerà, insomma, per gli amanti del genere, il Teatro Rossetti. Cincillà, l'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato compie 100 anni. Era nell'aria che l'edizione 2025 del Festival dell'Operetta celebrasse questa divertente commedia in musica e difatti il 17 e il 18 giugno lo spettacolo aprirà la kermesse al Rossetti. Adattato e diretto da Andrea Binetti, che sarà anche uno degli interpreti, Cincillà vedrà sul palcoscenico quella che può essere considerata ormai una vera e propria compagnia stabile: Marzia Postogna, Ilaria Zanetti, Gualtiero Giorgini, Alessio Colautti e Giulian Sgherla. Ad essi si aggiungono Francesco Scalas e Giulio Gessi, sul podio la FVG Orchestra diretta da Romolo Gessi. Gli appuntamenti che l'Associazione Internazionale dell'Operetta organizza per il festival sono in tutto 5. Il 19, 20 e 22 luglio al Verdi andrà in scena Il Cavallino Bianco, che vede l'associazione copartecipare all'allestimento assieme alla Fondazione Lirica. Quindi 3 concerti. Il 31 luglio in Piazza Verdi le più belle canzoni della radio e della televisione. L'8 agosto al Museo Sartorio dall'Operetta ai cantautori e infine di nuovo in Piazza Verdi il 12 agosto un concerto per celebrare i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss. Bene, allora è tutto per quanto riguarda questa prima parte di rassegna stampa. Ci vediamo tra poco con Ivo Gerbassi, consigliere comunale della Lega, primo ospite di questa mattinata. Ben trovato Ivo Gerbassi, consigliere comunale della Lega, ben trovato. Buonasera, buongiorno. Allora, volevo partire subito con quello che è stato l'argomento all'ordine del giorno, diciamo, della puntata di Ring di ieri sera, ovvero il dibattito che c'è stato in commissione comunale relativo alla variante per la cabinovia. Polemica sollevata in particolare da Barbo del PD, Giovanni Barbo, che ha detto
al di là del tema in sé, la modalità in cui è stata licenziata, diciamo così, la variante per passarla al vaglio del Consiglio Comunale, diciamo così, non ha permesso il dibattito democratico e non è la prima volta che accade. Lo sentiamo. Qui io posso anche dirvi che stiamo prendendo dei provvedimenti e andremo dalle autorità preposte, perché questo dobbiamo fare a questo punto. Intanto abbiamo chiesto appuntamento dal prefetto, perché questo lo posso dire apertamente, perché riteniamo che la gestione dell'Aula, e siamo preoccupati anche di questo, possa avere delle ripercussioni su quelle che sentiamo è l'umore fuori dall'Aula, in particolare sul tema della cabinovia, per cui noi onestamente siamo preoccupati. Dopodiché ognuno si prende le sue responsabilità. Questo, come immaginare, la notizia è una cosa molto importante, quello che sta dicendo, cioè avete chiesto un incontro al prefetto o è già avvenuto questo incontro? No, abbiamo chiesto un incontro. Avete chiesto un incontro al prefetto, cui direte, guardi che il Presidente non consente il dibattito democratico, cosa dice? Sostanzialmente sì, questo per di più avviene su un tema delicato per la popolazione, su cui già in passato noi abbiamo visto, ricordo quando dovevano cominciare i carottaggi, un dispiegamento di forze notevole, per cui se si sa, anzi tanto più quando si sa che una situazione è delicata, perché chi rappresenta le istituzioni che viola le regole? Questo io non riesco a capire, perché veramente non c'era nessun motivo di fare quello che è stato fatto ieri. E non so cosa succederà nel proseguo di questa variante in Aula. Allora, voglio sentire tutti, però quello che ha detto Barbo adesso non è una cosa banale, cioè ci ha svelato appunto una richiesta di incontro con il prefetto. Allora Gerbassi, qua non si tratta tanto del tema in sé quanto di come a un certo punto alla richiesta del consigliere Martini si sia andati a licenziare il provvedimento per passarlo al Consiglio Comunale senza, come hanno chiesto le opposizioni, esaminare i vari pacchetti di osservazioni che erano suddivisi per tema. Sì, certo, diciamo che il Presidente Porro ha preso questa decisione che poi noi abbiamo votato, perché in commissione c'ero anch'io, non l'ha presa da sola, nel senso che ha avuto comunque il vaglio anche da parte del segretario generale, quindi chiaramente ha fatto un po' una forzatura a quello che è il regolamento, però pare, questo io ovviamente non sono un super esperto, però pare abbia agito in quelli che sono i perimetri di quello che è consentito dal regolamento del Consiglio Comunale. Poi ovviamente capisco che giustamente in democrazia ognuno batte un poco per il proprio e quindi capisco un po' che il centrosinistra si sia accalorato. Dopodiché questa è un'opera pubblica che chiaramente avrà dei favorevoli, avrà dei contrari. È chiaro che una certa parte politica la sta, a mio avviso, strumentalizzando e sta facendo ovviamente salire la temperatura del dibattito per un fine, a mio avviso, elettorale. Poi magari la vedo solo io così, ma questo è quello che ravviso, nel senso, capisco alcune perplessità, però certe volte vedo che si fa un pochettino di scena, anche a favore di telecamera. Lei pensa che in Consiglio Comunale ci sarà un dibattito diverso, cioè ci sarà più spazio per andare, anche ad analizzare quelle che sono le perplessità? Penso di sì, insomma, comunque non è una discussione importante, quindi credo di sì che verrà dato il giusto diritto di tribuna che ovviamente spetta alle opposizioni. Allora, volevo sollecitare, tra l'altro intanto volevo chiedere, so che ci sono state novità sul fronte delle segreterie Lega, vice segretario, insomma, che novità ci sono? Sì, è notizia di 2 giorni fa, credo di giovedì, che il nostro segretario federale Matteo Salvini ha deciso di rinnovare la squadra al suo fianco e quindi affiancare al vice segretario Durigon e al vice segretario Stefani, che erano già presenti, l'onorevole Silvia Sardone, che è stata recentemente eletta al Parlamento europeo,
e ovviamente quello che è venuto più fuori dalla stampa, insomma, è l'onorevole Vannacci, che rappresenta per noi una novità da un punto di vista del nostro movimento politico. Ci tengo qui pubblicamente a ringraziare comunque il grande lavoro che ha fatto il vice segretario precedente, che è stato Andrea Crippa, che per tanti anni, insomma, ha veramente lavorato duro. Io l'ho conosciuto come coordinatore dei giovani tanti anni fa, è un mio amico anche personale, insomma io lo ringrazio di tutto il lavoro che ha fatto per il nostro movimento e spero che, insomma, gli diano spazio su qualcosa di ancora meglio rispetto a quella che era la vice segreteria. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Stabile, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Prego. Guardi, io sento tanti dibattiti sulla questione di Trieste, cosa si fa, cosa non si fa. Io invece voglio ritornare sulle leggi. Io non parlo adesso di ideologie mie o di volontà mie, parlo della legge. La legge 3054 del 52, parlo di legge della Repubblica Italiana che è anche in Costituzione, dice chiaramente, gli allegati della legge 3054 dice chiaramente cos'è Trieste. Allora io mi chiedo e mi domando, Zeno D'Agostino in febbraio, mi sembra, era qua a Trieste a una conferenza e ha detto che il mondo ha fame di punti franchi. Gli industriali friulani si stanno muovendo per avere quello dell'allegato ottavo. Dobbiamo avere un bilancio separato. E qua la legge non la segue più nessuno, qua si parla di ovovia quando la gente è sempre più in miseria. Io dico, tirate fuori la legge e vedete lo sviluppo economico che avrebbe Trieste, altro che ovovia. Ma stiamo scherzando? Qua non segue nessuno più la legge, sembra Far West diventato. È chiaro, come la legge sull'IVA. La legge sull'IVA, la 633, il paese più bello del mondo, l'Italia, con una classe politica che non segue più le leggi. Dice su tutto il territorio dello Stato, il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana e la Repubblica Italiana finisce all'ISAR. Noi qua siamo derubati e nessuno sente e nessuno ha la volontà di dire la verità. Ma veramente sembra di essere nel Far West qua. Il primo che estrae la pistola ha ragione, altro che Stato di diritto. Mi dispiace, io sono vecchio, mi fregheranno ancora per poco. Ma che futuro diamo alla gioventù? Diamo il futuro che il più forte fa quello che vuole. Benissimo, Stato di diritto, spero di avere una risposta. Grazie e una buona giornata a tutti. Grazie per la sua chiamata. Prego, Garbassi. Diciamo che le prerogative internazionali della nostra città, per quanto mi riguarda, per quanto sono state uno dei motivi che mi hanno spinto a entrare in politica tanti anni fa. Come Lega noi ci siamo sempre impegnati da questo punto di vista, abbiamo iniziato il nostro percorso, io ovviamente non c'ero, ma negli anni 90 con quello che era lo slogan Trieste città franca e siamo andati avanti sempre chiedendo questo. Oggi devo dire che, meno male, non siamo più soli. Una volta quando parlavamo di fiscalità di vantaggio, di portualità defiscalizzata, di applicazione di quello che è il diritto internazionale, eravamo da soli, anzi, e visti molto male. Adesso, fortunatamente, quasi tutte le forze politiche ci seguono in questo, però devo dire la verità, se c'è una forza politica che ha cercato in tutti i modi di portare avanti la questione di Trieste negli ultimi anni, a parte la lista per Trieste a suo tempo, è sicuramente la Lega. Per esempio ricordo che nel 2014, ovviamente sono passati un po' di anni, l'onorevole Mara Bizzotto aveva fatto proprio un'interrogazione su questo al Parlamento europeo, che era poi stata ripresa anche da diversi gruppi anche qui a Trieste, quindi poi anche a suo tempo anche il Presidente Fedriga. Insomma, io penso che quello che è possibile fare nel perimetro e nel fatto anche che ovviamente le amministrazioni locali su quelli che sono temi nazionali hanno difficoltà, lo si fa. Ecco. Io però ovviamente si potrebbe fare di più e io sono anche d'accordo su questo. Allora, siccome volevo parlare anche di sicurezza nei rioni, volevo rivedere il servizio della, diciamo così, dell'iniziativa del Comune con l'assessore De Gavard, non solo per quanto riguarda l'ufficio mobile nei rioni della città, e poi volevo spostarmi proprio sul tema sicurezza anche dopo
le recenti serie di furti, episodi insomma spiacevoli che sono capitati in città. Siccome c'è anche una domanda via mail, oggi l'ufficio mobile per la sicurezza è a San Giacomo e a San Vito, in particolare in campo San Giacomo dalle 9 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 13 a San Vito, visto che è arrivata una mail di richiesta. Lo vediamo il servizio, poi ne parliamo con Ivo Gerbassi. Una pattuglia mobile nei rioni più frequentati di Trieste per accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni. È la nuova iniziativa del Comune che rafforza il servizio del nucleo polizia di prossimità con un presidio fisso e itinerante ogni mercoledì e sabato. La postazione sarà operativa 2 volte a settimana, Borgo San Sergio, Valmaura, San Giacomo e San Vito. Un punto di riferimento per chi vive nei quartieri, dove agenti formati saranno a disposizione per ascoltare i problemi del territorio, raccogliere segnalazioni, contenere disagi o semplicemente fornire informazioni utili. Il servizio permetterà anche di gestire oggetti smarriti, inoltrare criticità ad altri uffici comunali, distribuire modulistiche e facilitare l'accesso agli atti. È un'idea anche attualmente sperimentale, nel senso che vogliamo ascoltare in modo diverso i nostri cittadini e il nostro territorio. Ci siamo resi conto che c'è questa necessità e questa richiesta di essere più presenti anche fisicamente, anche a piedi nei nostri rioni. Inizieremo già questo sabato, quindi domani, con una presenza prima sul piazzale di San Giacomo e poi a San Vito e continueremo la prossima settimana nella giornata di mercoledì mattina, prima a Borgo San Sergio e poi a Valmaura. Una presenza concreta nei luoghi di vita quotidiana che punta a rafforzare fiducia, trasparenza e partecipazione attiva. Qui si vede concretamente, anche con un certo sforzo da parte della polizia locale, perché diciamo che devono lavorare con le risorse che hanno, insomma. Quindi io penso che sia un ottimo lavoro, un'ottima iniziativa, un ringraziamento alla polizia locale, all'assessore De Gavardo, che è sempre molto attenta a questa situazione. Ascoltare la gente è fondamentale e avendo la polizia in questi rioni effettivamente dà quel senso di fiducia in più. Questa sarà un'organizzazione che durerà un mese, poi faremo le nostre valutazioni e poi eventualmente la sposteremo o la amplieremo ad altri rioni della nostra città. Allora, questa è l'iniziativa del Comune, ascolto dei cittadini, poi c'è quello che abbiamo visto, sentito, documentato in queste settimane, una serie di furti in particolare locali, ma anche negozi, visitati anche diversi appartamenti, insomma è un momento particolarmente diciamo fastidioso da questo punto di vista e so che insomma anche a voi arrivano continue segnalazioni. Cosa pensa? Perché insomma diciamo che io ovviamente seguo molto la questione perché mi sta molto a cuore. L'iniziativa della polizia locale la trovo molto corretta, insomma, e io sono da tanto tempo che dico che insomma è bene che la nostra polizia locale prenda sempre più questo ruolo all'interno della nostra città. E sono contento insomma, che anche l'assessore De Gavardo promuova ecco, questa polizia di prossimità, no? Perché poi anche lo dice il nome stesso, una polizia vicina ai cittadini che ne ascolta le esigenze e che ovviamente interviene nelle situazioni di criticità. Dopodiché purtroppo sono in aumento i fenomeni criminali, sono in aumento i furti in appartamento e anche purtroppo agli esercizi commerciali ed è un qualcosa che va monitorato in maniera molto seria perché chiaramente insomma, le persone poi ci chiedono il pugno di ferro su queste cose e anche chiedono ovviamente delle risposte, delle soluzioni. Io credo che da un punto di vista dell'amministrazione comunale, ma anche da un punto di vista diciamo, più in alto, ma parlo ovviamente qui per l'amministrazione comunale, si sta facendo tutto quello che è possibile per garantire il massimo livello di sicurezza ai cittadini. Dopo ovviamente è chiaro che si può sempre fare di più. Ecco, sentiamo la telefonata, poi volevo toccare anche un altro argomento collegato. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Sono Riccardo. Chiedo gentilmente al consigliere qual è la sua posizione riguardo l'uso dei metal detector a livello di polizia urbana e poi riguardo le accise, che sembrava che la Presidente del Consiglio volesse eliminarle, invece ci sono ancora come prima e più di prima. Grazie e buongiorno. Grazie per il suo intervento. Prego Gerbassi. Beh, sull'utilizzo del metal detector per la polizia locale, insomma, giustissimo, ecco. Poi il mondo delle polizie locali, ho scoperto, è molto variegato, nel senso che nel nostro paese ci sono le più disparate strumentazioni, no? E quindi ben venga, ecco, uno strumento in più,
adesso hanno anche istituito questa unità cinofila, insomma, che al di là del fatto che fa anche simpatia, ma sicuramente potrà essere utile anche per prevenire fenomeni criminosi, quindi ogni strumento che possa essere ritenuto utile per far lavorare meglio i nostri uomini e donne in divisa mi vede favorevole naturalmente. E sul discorso delle accise, un vecchio discorso, si parla insomma delle accise per quanto riguarda soprattutto i carburanti, immagino. Sì, diciamo che è stato promesso tante volte e non è stato fatto neanche di ridurle sensibilmente, ed è un grosso problema. Noi qui abbiamo la benzina agevolata, finché dura, perché qua la regione deve battagliare, a ogni lustro si battaglia perché questa benzina agevolata non ce la tolgano, no? Per il discorso della concorrenza, ma che se non avessimo la benzina agevolata, purtroppo tutto il nostro settore del rifornimento carburanti in Friuli Venezia Giulia, almeno per la fascia confinaria, sarebbe una situazione molto più drammatica di quella in cui non versa adesso. Quindi è chiaro che il tema del costo carburanti nel nostro paese in particolare è un tema scottante, anche perché mi sono sempre chiesto come mai, lasciamo stare paesi magari che storicamente, perché poi non è neanche così, avevano un'economia un po' meno avanzata della nostra, ma mi sono sempre chiesto come mai in Austria e in Svizzera le accise sul carburante, o comunque il prezzo del carburante finale, perché le accise che loro hanno non lo so, è sensibilmente minore. Ecco, questa è una cosa, soprattutto in Svizzera, è una cosa che per me non ha molta logica. Ecco, però. Abbiamo ancora una chiamata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno al leghista col freno tirato, come diceva Bossi ai tempi. E voglio dire una cosa, possibile che nessuno vada dal prefetto e questore invitare lui a mettere il metal detector, come diceva il signore di prima, e aiuterebbe i poliziotti a controllare la città. E quindi come si fa quando si entra in tribunale? C'è il metal detector lì e nessuno dice niente, vede che si può fare? No, è stato fatto sia nella Risiera di San Sava e a Roma. Possibile che a Trieste non si può fare? Aiuterebbe ben bene i poliziotti nel suo lavoro e non a girare lì per la strada a vedere che cosa, a fare solo una cosa. Il resto dopo, la Medau e Avagardo sono sempre le stesse parole che dicono: o ci sono o ci fanno, perché nessuno vieta di fare queste cose, però la delinquenza aumenta, i coltellamenti aumentano, allora cosa vanno a parlare? Si dimettono e basta, si dimettono, perché è meglio un qualcosa tranquillo che eventualmente loro che dicono che adesso bisogna fare adesso. Adesso quando? Sono anni che si va avanti così. Possibile? Grazie, mandi. Prego, Garbassi. Diciamo che dire che non si fa niente non è corretto, non è neanche rispettoso del lavoro dei miei colleghi e dell'assessore. Io penso che a livello di sicurezza a Trieste ci sia un grande impegno da parte della nostra giunta, anche perché non nascondiamoci che la sicurezza è sempre stato un cavallo di battaglia della Lega, del centrodestra in particolare. Quindi, per esempio, cito il fatto che a livello di polizia locale, al di là della strumentazione, che comunque si cerca in via sperimentale sempre di andare a equipaggiare meglio i nostri agenti, anche a livello di personale si sta facendo uno sforzo per avere un'assunzione ampia. Nel 2022 c'è stato un concorso che ha portato, credo, quasi un centinaio di agenti in più, adesso se ne è aperto un altro, i posti sono 19, ma insomma verosimilmente credo saranno anche un pochettino di più, quindi che andranno a rafforzare il nostro corpo con persone anche fisicamente preparate, perché insomma hanno messo anche delle prove fisiche anche più stringenti rispetto a quanto avveniva in passato, c'è il salto in alto, ci sono le trazioni da fare, insomma, quindi richiede anche un po' di preparazione fisica non indifferente. Io credo che noi facciamo tutto quello che è possibile, i cittadini chiedono di fare di più, bene, ne prendiamo atto e cerchiamo di migliorare sempre. A me quello che colpisce relativamente ai recenti furti, episodi, Piazza Ponte Rosso, zone limitrofe, è il fatto che
si vada a colpire in zone dove ci sono le telecamere di sorveglianza, magari proprio davanti all'ingresso dell'esercizio, e che quindi questo non riesca a essere un deterrente per chi si introduce poi nei locali. Sì, è vero, infatti, oppure anche a pochi metri da quelle che erano una volta le zone rosse, no? Pensiamo al caso della signora che è stata scippata, tutto sommato a penso 200 metri in linea d'aria dalla zona rossa. E diciamo che poi qui si aprirebbe un grande discorso su anche il fatto che le nostre forze dell'ordine lavorano bene, poi però bisogna vedere se le punizioni a questi criminali vengano poi fatte effettivamente o meno, o se poi nelle lungaggini burocratiche dei processi non si vada un po' a perdere la componente punitiva, perché io ritengo che anche tutte queste persone che vengono nel nostro paese a delinquere, o quelli che abbiamo anche noi che delinquono, perché ovviamente c'è anche quella parte lì, lo fanno spesso anche perché sentono di godere un po' di una condizione, non dico di impunità, ma comunque di una condizione non eccessivamente sfavorevole. Penso, faccio un esempio ovviamente estremo, a Dubai una persona può lasciare le chiavi della macchina, ma non una Fiat, punto, le chiavi di una Ferrari per strada, nessuno porterà via la macchina. Questo perché? Perché naturalmente nel contesto degli Emirati Arabi Uniti esiste una legge severissima, che io non condivido da persona legata al mondo del diritto, insomma, di tradizione umanistica, però esiste una legge severissima e quindi scoraggia chiunque dal fare qualsiasi tipo di azione contro la proprietà privata e contro le altre persone. Da noi evidentemente non si ha tanta paura delle punizioni, e anche questo un pochettino secondo me è un tema, non per ovviamente il livello locale ma per altri livelli. Ecco. Ancora una chiamata, buongiorno. Buongiorno Stabile, buongiorno il suo ospite. Prego. La deterrenza, come diceva lei, delle telecamere appunto non c'è quando ci troviamo a che fare con gente che non ha nulla da perdere. Questo è semplice. E cosa volevo dire? Io ho chiamato per parlare con il giornalista, non con l'ospite. Va bene. E volevo dire una cosa, volevo una sua impressione, una sua opinione. Sì. Io sono stato recentemente, la settimana scorsa, in Sala Luttazzi, Magazzino 26, ad una conferenza dal titolo molto accattivante, guerra di informazioni o informazioni di guerra. Erano presenti dei cronisti di guerra contemporanei, che adesso non farò i nomi ma è facile intuire, triestini ovviamente, che vendono spesso i loro prodotti a Mediaset, alla Rai, sono presenti in trasmissioni di attualità contemporanee, sì. E il tema era questo appunto, informazioni di guerra, quindi legati alle loro professioni, o guerra di informazioni, quindi come le notizie raccolte poi vengono date. Cosa volevo dire Stabile? In questi giorni, se lei come vedo bazzica sui social, avrà notato sicuramente... Non bazzico sui social, mi scusi. Comandi? Non bazzico sui bazzica, social. No, non sono sui social volutamente dopo un episodio avvenuto per cui c'è stato anche un proseguio legale nei confronti di molte persone. Quindi io i social proprio due pianeti distinti. Prego. Magari però da giornalista, da professionista, sì. Non so se per qualche altro canale avrà visto un lancio di aiuti umanitari effettuato dalla Cina su Gaza. Dico bene? Sì, sì. No, magari, eccolo. Sì. E quindi mi rifaccio al titolo della conferenza, guerra di informazione, informazione di guerra. Come mai questi lanci di medicinali, di aiuti umanitari, di generi di conforto, su Gaza la notizia non è passata su nessun telegiornale nazionale? Su nessuna io mi domando questo, no? E anche alla conferenza si diceva, caspita, ma siamo al 49esimo posto dopo il Gabon, come libertà di stampa. Quindi volevo un suo commento, una sua opinione, perché lei mi sembra una persona abbastanza ragionevole e abbastanza obiettiva. E così, questa è una cosa che mi ha lasciato perplesso. Ultimissima cosa, non passa per i telegiornali il fatto che Israele sulle alture vicine a Rafah organizza dei posti per andare a vedere con i cannocchiali, come quelli che sono a radice del Molo Audace, e a vedere i bombardamenti su Gaza, cioè dei punti turistici per andare a vedere il turismo di guerra, cioè cose agghiaccianti. E queste cose qua non passano sulle testate
giornalistiche principali. Grazie, chiedo scusa e volevo una sua opinione. Grazie del suo intervento. Io, se mi consente, rimanderei il discorso all'ospite, diciamo così, alla fase dell'ospite successivo, casomai ci penso anch'io e provo a rispondere, perché dopo avremo con noi Marino Andolina di Fondazione Comunista, ma soprattutto uomo che va nei contesti proprio internazionali di conflitto ad aiutare dal punto di vista medico, quindi magari in quella sede proviamo ad accendere anche questo tipo di argomento e mi confronterò magari con lui anche su questi temi che ha sollevato, di notizie che magari non passano, mi sembra forse più appropriato. Non so se il nostro ospite vuol dire... Sì, va bene, sicuramente è più esperto di me, più esperienza di me in materia. Ecco. Allora, c'è ancora una telefonata, sentiamo che questa. Buongiorno, sono in linea, mi sentite? Prego. Buongiorno, io un saluto a lei, alla redazione, gentili ospiti e tutti i telespettatori Tele 4. E che io volevo portare a questo punto due piccole riflessioni brevi. La prima rivolta all'ospite, sì, d'accordo, abbiamo le telecamere, zone rosse, bianche, verdi, blu, eccetera, eccetera, eccetera. Però alla fine chi delinque fa marameo, perché fondamentalmente, diciamo, una volta catturati, che la maggior parte, qui in Italia ci sono due certezze, la certezza per gli italiani e la certezza, diciamo, della non certezza. Queste sono due cose, diciamo... Si parla di mancanza di certezza della pena, dice lei. Ma sì, perché no, la pena noi ce l'abbiamo, perché alla fine il nostro sistema diciamo, giudiziario diciamo, è diciamo, lento ma inesorabile. È un po' se rifà diciamo, al diritto romano. I romani non erano diciamo, veloci, però quando diciamo, decidevano e non cambiavano. Il punto è che diciamo, quello che si mette in campo è assolutamente, risulta alla fine di tutto inutile. Questo è il punto, perché la maggior parte non si dice, quello che non si dice, i nostri problemi, e non parlo per la questione di antipatia, perché io invito diciamo, alle persone diciamo, che mi ascoltano, o anche gli ospiti, di andare a verificare diciamo, sui portali della UE, perché la UE ha una caratteristica, ci odia profondamente, lo mette per iscritto, se ne pente e poi lo nasconde sopra tonnellate di faldoni. Adesso io l'ho semplificato, però alla fine c'è tutto quanto scritto, non so se mi spiego, basta leggere. E siccome la Costituzione italiana dice che le norme internazionali sono superiori di valore a quelle nazionali, certi dubbi me ne sorgono, perché questa storia qua diciamo della buona accoglienza eccetera eccetera, noi fondamentalmente accogliamo in definitiva persone che economicamente parlando sono inutili. Sono pochissimi, diciamo, sono quelli, e non lo dico per una questione di razzismo, per un semplice motivo, perché se voi andate a vedere i paesi più progressisti dell'Italia, perché l'Italia purtroppo con questo governo è entrato ufficialmente come dati, ripeto, come dati nei paesi sottosviluppati. Se noi andiamo a vedere nei paesi sviluppati, noi vediamo sì, c'è un'immigrazione, ma si prendono diciamo, persone di valore aggiunto. Prendo un esempio il Camerun diciamo, ha il 70% delle persone immigrate, sono tutte quante laureate con specializzazioni interessanti e vengono spartiti diciamo, in tre paesi, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti. Lo troviamo in tutti quanti i paesi dell'Africa che hanno un buon sistema, diciamo, scolastico. Guarda noi quel 30% ci viene mandato a porto un esempio, un'esperienza personale, e questo diciamo, e poi chiuderò, l'esperienza personale, diciamo, io una volta ho parlato con il vice ministro del Ghana, parlo un paio di anni fa, e mi fa, parole testuali, eravamo in Camera Caritatis, mi fa, guarda, come si dice, qui in Ghana è un paese meraviglioso perché lo stipendio te lo puoi costruire te. Abbiamo tre categorie diciamo, di stipendi, gli ambiziosi come noi, poi ci sono quelli che hanno una specializzazione e si accontentano di un buon stipendio, e quegli altri ve li mandiamo a voi. Non so se mi spiego. Va bene, grazie del suo intervento. Se vuoi commentare, Gerbassi. Il tema dell'immigrazione è un tema ovviamente cardine di quello che è la nostra azione politica, il contrasto all'immigrazione clandestina, il fatto che si dovrebbe immigrare in Europa anche chi ne ha la capacità in qualche modo di farlo, soprattutto parlo ovviamente per quanto riguarda
i migranti economici. Noi da tanti anni siamo per una politica più dura in questo senso, anche perché se poi guardiamo pro futuro, gradualmente, visto che la temperatura del pianeta pare che si stia alzando e le fasce equatoriali del mondo, di cui parlava anche il signore prima, saranno sempre più difficili da abitare, quindi ci sarà una migrazione massiva di persone che noi non possiamo sostenere, quindi dobbiamo selezionare e bloccare per forza. E il nostro paese, ovviamente, per la sua conformazione geografica è soggetto a molta migrazione spontanea. Altri paesi la migrazione spontanea, in particolare ovviamente dall'Africa e dal Medio Oriente, risulta più difficoltosa chiaramente, e quindi questo è anche un problema. Lampedusa dista dal territorio extra UE veramente poco e quindi ovviamente loro cercano di raggiungerla. Dopodiché ci vorrebbero delle politiche che non parcheggino queste persone qui a bighellonare, ma che diano in tempi certi una risposta sull'accoglimento o meno della loro domanda di asilo, e chi non può restare sul nostro paese dovrebbe essere insomma, allontanato. Purtroppo qua è un grave problema. Ecco. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Bentrovati ancora in diretta su Tele4 Sveglia Trieste. Abbiamo una telefonata, allora la sentiamo subito per non far attendere l'amico o l'amica da casa. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, Stabile, buongiorno al suo ospite. Prego. Sentite? Sì, okay. Prego. Sì, salve. Allora, io volevo parlare delle persone, io le dico indesiderate a Trieste, no? Cioè io mi chiedo, chi è il garante della sicurezza a Trieste? Chi deve garantire quei pochi triestini che sono rimasti veri la garanzia che poi camminare per strada tranquilli? Nel mio caso posso mandare mia figlia fuori a girare senza aver paura che gli succedi qualcosa, sì. Non voglio dire altro, sì. Dovrebbe essere il sindaco, giusto? No, è il prefetto. È il prefetto. Garante della sicurezza è il prefetto attraverso le forze dell'ordine, quindi polizia e carabinieri. Ecco, mi domando, dopo anche tutti questi fatti che sta succedendo da parecchio tempo, accoltellamenti, sì. Gente che viene derubata, tutti questi furti in città, come ha detto anche prima, non mi ricordo chi, anche con le telecamere presenti, questi sì. Se ne fa un baffo delle telecamere, beata allora che li ciappa, così sta qua da noi, mangia e bevi e noi torna a casa, no? E viene a vedere anche questo. Cioè il questore, cioè cosa sta facendo realmente per far sentire sicuri la gente? Tutte le che dice aumenta la polizia, aumenta quello. Qua deve mandare via sta gente che non fa niente dalla mattina alla sera. Chi ha un lavoro può restare, chi non ha un lavoro va a casa. Punto e basta, non se ne fa tanti giri di parole. Ma io non parlo solo dei migranti economici che sta arrivando negli ultimi anni. Mi parlo anche di gente che è qua da 50 anni, kosovari, albanesi, anche quella gente là. Se qua stai lavorando, contribuì al benessere nostro? No, via, fuori casa. Triestini, quanti che ne serve qua a Trieste, famiglie dei triestini? Sempre meno, sempre meno. Una battuta finale via. Tempo fa tornavo dal lavoro, di sera, uno che viveva a Trieste ma sei all'estero, mi domanda una via. Mica risponde il triestino, sto a me dire, lo trovo un triestino. Non che ne siamo più. Una volta il ministro Lollobrigida ha detto bisogna tutelare la razza bianca e subito dargli sora. E ha ragione. Ormai noi italiani, triestini, stiamo sparendo. Cosa stiamo facendo per tutelare gli italiani triestini? Grazie, arrivederci, buongiorno. Grazie della sua chiamata. Prego il nostro consigliere. C'era un bel manifesto della Lega tanti anni fa che diceva, mostrava un nativo americano, un indiano d'America, detto in maniera così più colloquiale, e scriveva: loro hanno subito l'immigrazione, ora vivono nelle riserve. Ecco, purtroppo diciamo che questo è quello che
gradualmente ci sta succedendo. Sono triestina anche me, e effettivamente per Trieste si vede sempre meno gente di Trieste. È difficile dare una risposta univoca, sono tantissimi fattori, denatalità, emigrazione di tante persone dalla nostra città, perché anche questo è un fatto purtroppo che non era mai, la nostra non era una terra di emigrazione ma di immigrazione, gli altri venivano da noi. E poi chiaramente un arrivo di persone comunitarie e extracomunitarie abbastanza massivo. Io mi ricordo nel 2011 che ho cominciato così un pochettino a interessarmi di politica, gli stranieri a Trieste censiti erano sul 7%, adesso quella percentuale è sicuramente raddoppiata, ecco. Quindi è chiaro che nel giro di un decennio praticamente abbiamo insomma una popolazione straniera molto più grande e tante persone, tanti nostri anziani, tante persone di Trieste si sentono sempre più straniere a casa loro, ecco. Allora, volevo portare il nostro ospite anche su un altro argomento, perché c'è il tema del terzo mandato che continua a tenere banco in un momento in cui c'è anche qualche momento di fibrillazione nella maggioranza regionale, ma torniamo a quello che ha deciso la consulta sul no al terzo mandato della regione Campania, quindi una regione ordinaria, e a quello che potrebbe succedere, vedremo se succederà lunedì, quella possibile impugnazione della legge invece della regione Trentino sul terzo mandato, regione anche quella autonoma, che quindi, come dire, costituirebbe sì un precedente certo sul potenziale decisione del Friuli Venezia Giulia o meno di procedere in quel senso. Sentiamo quello che è successo e poi il dibattito che si è animato nel salotto di Ring. Il divieto del terzo mandato nelle regioni è una scelta discrezionale del legislatore che non necessita di alcuna integrazione a livello regionale. E questo è il passaggio chiave dello stop forte e chiaro dato dalla Corte Costituzionale alla Campania del governatore Vincenzo De Luca nelle motivazioni della sentenza del 9 aprile depositate ieri e di conseguenza a tutte le regioni ordinarie. Il provvedimento in realtà, proprio per come messo nero su bianco dalla consulta, sembra avere i caratteri dell'universalità, ma di fatto al momento non contempla le regioni a statuto speciale. Per capire dunque il futuro del presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sarà importante seguire l'esito del Consiglio dei Ministri di lunedì, che deciderà se impugnare o meno la legge sul terzo mandato del presidente leghista Maurizio Fugatti della regione autonoma Trentino. Se succederà, la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia presumibilmente attenderà l'esito del ricorso prima di prendere o meno l'iniziativa in materia. Della legge del Trentino Alto Adige, che invece ha già deciso di dare questo terzo mandato al Presidente e quindi questa norma di democrazia, possiamo dirlo, questa possibilità, ecco, di far scegliere i cittadini. Noi abbiamo sempre detto di essere contrari al terzo mandato. Pensiamo e penso che se c'è un bravo governatore di regione, un bravo presidente di regione, 10 anni siano sufficienti. Io non credo che questa sentenza sia una pietra tombale, credo però che sia un macigno abbastanza pesante, questo sì. Se il governo deciderà lunedì, il Consiglio dei Ministri, di impugnare la legge del Trentino, noi possiamo immaginarci di avere una sentenza sul Trentino che arriva alla fine di luglio oppure all'inizio di settembre. Lei lo sta dicendo perché a ottobre scadranno i 2 anni, 6 mesi e un giorno, cioè la metà del mandato Fedriga, limite entro il quale può accadere le cose di cui abbiamo parlato tante volte. La famosa sfiducia, se si forza un testo in aula, viene bocciato. Se cade quindi di conseguenza la giunta regionale, può ricandidarsi Massimiliano Fedriga perché non vale come il secondo mandato, giusto? Nei corridoi ne ho sentito parlare da moltissimi politici, ma né nei corridoi né nelle stanze qualsiasi siano di riunione io non ho mai sentito dire una parola in questo senso dal presidente Massimiliano Fedriga. Io non credo che Fedriga farebbe cadere il governo del centrodestra in regione per avere un mandato in più che durerebbe invece che fino al 2028, fino al 2030. Allora, c'è una parte, diciamo così, di notizia, c'è una parte poi di dibattito, di posizioni e addirittura di scenari. Cosa ne pensa Garbassi? Penso quello che ha detto anche già il nostro segretario regionale Dreosto, che insomma, a casa nostra è bene che decidiamo noi chi
governa la nostra regione. Ecco, io non sono favorevole al fatto che siano i partiti di Roma a spartirsi il Friuli Venezia Giulia, e ritengo che il presidente Fedriga, ma non penso di ritenerlo solo io, ma insomma dati alla mano sia uno dei governatori più amati del nostro paese, se non il più amato del nostro paese, e penso che debba poter continuare a fare il suo lavoro, se naturalmente i cittadini del Friuli Venezia Giulia lo riterranno opportuno. Mi fa un po' sorridere insomma il Partito Democratico che va a geometrie variabili, perché in Campania cercano di avere il terzo mandato, qui da noi dicono che sono contrarissimi al terzo mandato, ecco, quindi è un po' interessante, ecco, questa, diciamo, geometria variabile a macchia di leopardo della loro concezione, insomma, di come devono funzionare le cose. Ripeto, poi noi, come giustamente è stato ricordato anche nel servizio, abbiamo una potestà legislativa autonoma per quanto riguarda l'elezione del Consiglio regionale, che ci è data dalla legge costituzionale 1 del 1963, che è alla base della nostra autonomia. Ritengo che quindi, essendo noi una regione autonoma e avendo potestà in questo tema, possiamo decidere autonomamente, insomma, penso sia anche un pochettino pericoloso, ecco, questo gioco di tiro alla corda che fanno talune forze politiche, perché comunque insomma io credo che i cittadini sono interessati al buon governo del Friuli Venezia Giulia, non sono interessati a questi giochetti di potere, e vogliono, questo lo penso io, poter scegliere liberamente chi li governerà nel prossimo futuro, perché insomma mancano 2 anni e mezzo alle votazioni. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Ditemi regia se magari è saltata, così possiamo proseguire. Penso di sì. Allora, volevo far vedere al nostro ospite anche il servizio con le dichiarazioni di Lorenzo Tamaro del SAP relativamente al no da parte del Sindacato Autonomo di Polizia alla chiusura del CPR di Gradisca. Perché? Perché oggi alle 2 in partenza da Gradisca, alle 3 davanti proprio al centro per i rimpatri, ci sarà una manifestazione organizzata dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, per chiedere invece la chiusura di questi centri e in particolare di quello nell'Isontino. Alla vigilia della manifestazione in programma domani, sabato 17 maggio a Gradisca, per chiedere la chiusura del centro di permanenza per i rimpatri, ospitato nell'ex caserma Polonio, appuntamento organizzato da Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, Lorenzo Tamaro, rilancia sul fronte opposto, chiedendo invece una maggiore diffusione dei centri a livello nazionale al fine di ridurre i sovraffollamenti e la ristrutturazione completa della struttura isontina. No a qualsiasi proposta di chiusura del CPR, è una struttura fondamentale e indispensabile per garantire il rimpatrio di persone che sono entrate irregolarmente, si sono trattenute irregolarmente sul nostro territorio nazionale e nella stragrande maggioranza dei casi hanno commesso dei crimini al danno della collettività. Quindi noi siamo non solo per il mantenimento del CPR, ma per un rafforzamento e sicuramente per una ristrutturazione che garantisca sicurezza a tutti gli operatori di polizia. Si facciano più centri di permanenza e di rimpatrio in tutte le regioni in modo da poter dare quel segnale di legalità che tutti i cittadini ogni giorno ci chiedono. Intanto su quello del Friuli Venezia Giulia come bisogna agire a Gradisca? Bisogna effettuare una ristrutturazione completa del centro in modo da poter garantire quotidianamente lo svolgimento normale della vita quotidiana sia degli ospiti che degli operatori di polizia. Allora, un altro tema caldo, dibattuto, che è al centro, diciamo così, del dibattito politico, ma anche ovviamente della cronaca, perché purtroppo negli ultimi 6 mesi abbiamo documentato almeno 3 rivolte. Sì, sicuramente il sistema va, a mio avviso, potenziato, migliorato, vanno migliorate, come diceva giustamente anche il rappresentante sindacale delle forze di polizia, le condizioni di lavoro sia per ovviamente gli agenti che ci lavorano, sia anche per gli ospiti, perché comunque hanno diritto ad avere una sistemazione dignitosa, però
si protesta, si dice non va bene, ma non è che vedo grosse alternative, cioè se l'alternativa è da parte delle forze del centro-sinistra imporci nuovamente il sistema dell'accoglienza diffusa, beh, allora restiamo con questo sistema, perché è un sistema che impatta molto di meno sulle vite dei nostri cittadini. Insomma, abbiamo visto che il sistema dell'accoglienza diffusa, oltre a essere estremamente dispendioso, è stato anche fallimentare e ha comportato anche tante tensioni e tanta paura anche dei nostri cittadini. Insomma, su questo centrosinistra forse potrebbe ammettere che ha preso un granchio e trovare qualche proposta magari nuova, ma che non vada, diciamo, a ledere quella che è la percezione di sicurezza e quella che è anche il benessere della cittadinanza. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Sergio. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda il fatto che tanti stranieri a Trieste, sempre meno triestini, ricordo che nel 1962 dalla guida del Touring Trieste aveva 262.000 abitanti, adesso siamo a 200.000, abbiamo perso 60.000 triestini, avevamo a fine guerra quasi 300.000 abitanti, quindi un terzo dei abitanti triestini se ne è andati, proprio spariti. Ricordo una seconda robetta, che non si parla più triestin, cioè la gente si vergogna a parlare triestin, anche i triestini, tendi a parlare in lingua, come che usiamo dire noi, no? Quando James Joyce invece con Svevo si scriveva le lettere in triestin, quindi è cambiata anche un poco la mentalità, chiamiamola la moda, chiamiamola come che volemo, quindi anche noi siamo colpa di noi stessi, del fatto che non siamo più triestini, perché non parliamo più triestini e se vergogniamo. Tutti dovremmo parlare in italiano, perché sennò è come la Iole Silvani, no? che ci leva in giro le signore. Certo. Quindi siamo spariti proprio, anche come numero, non solo come che venuti più stranieri. Chiaro. Dove siamo andati? Non so, non capisco dove siamo non si andati, tratta solo di dove siamo andati, c'è anche un problema di natalità, no? Cioè non c'è solo il tema di sono andati, c'è un problema di natalità che è sotto gli occhi di tutti. Siamo di meno, quindi in più abbiamo tanti che viene qua che sappiamo, quindi questi qua non parla triestin, parla Pakistan, ma allora siamo fritti, no? Va bene. Grazie per la sua chiamata. Tema natalità che è stato affrontato più volte, diciamo, dalla regione Friuli Venezia Giulia, devo dire anche con amministrazioni di colore differenti, che probabilmente incide molto più dell'immigrazione, perché effettivamente il, virgolette, ricambio, diciamo così, di persone nate sul territorio da residenti è sostanzialmente in negativo. Sì, no, anche il signore poneva un tema interessante, intanto qualche triestin esiste ancora, diciamo, non siamo proprio spariti completamente. Pochi ma buoni, dai, sì, no, comunque il tema interessante è anche quello del dialetto, no? Della nostra lingua triestina, che effettivamente noto anch'io, soprattutto nelle giovani generazioni. Io ho 32 anni, vedo che le persone più giovani di me, che quindi hanno sotto i 25 anni, tendono a usarlo di meno, fortunatamente non tutti, perché conosco anche tanti ragazzi più giovani che lo usano, ma che lo usano molto di meno, e questo è secondo me è molto triste, perché comunque il nostro dialetto, la nostra parlata unica nel suo modo, ci distingue, ecco, anche rispetto al resto della popolazione, ed è un peccato che vada perso questo patrimonio. Ecco, su questo forse, per quello che è possibile, perché poi i linguisti mi diranno che una lingua non può essere tenuta in vita artificialmente, però forse l'amministrazione pubblica potrebbe fare un pochettino di più. Noi abbiamo un riconoscimento, giustamente, della lingua friulana a livello regionale,
Esiste anche una forma di tutela voluta anche a suo tempo dalla Lega per quanto riguarda i dialetti venetofoni di cui il triestino fa parte, però diciamo forse un pochettino un impegno in più in questo senso, magari qualche iniziativa in più per il nostro dialetto triestino sarebbe auspicabile. Ecco. Ancora una telefonata, pronto? Sì, buongiorno a lei e il suo ospite. Buongiorno. No, io volevo fare un'osservazione, anzi due soltanto. Uno intanto sul terzo mandato che si chiede per Federica. Ma io chiedo una cosa, no? Pronto? È in onda, prego. Sentiamo. Ecco, allora volevo dire questo, ma se la legge prevede che ci siano 2 mandati, e in questi 2 mandati che sta facendo, sia il primo che il secondo, lui ha portato avanti un programma di coalizione, no? Giusto? Sì. E se l'ha fatto bene, il merito è suo, però soprattutto il merito anche degli altri che lo hanno appoggiato. Giusto? Sia il primo mandato che il secondo. Allora, io non vedo questo problema se Federica non c'è, si può andare bene avanti lo stesso. Si può andare avanti lo stesso, perché se quella coalizione ti presenta un programma credibile, verificato da tutte e 3 le parti o 4 quelle che sono nel Consiglio regionale, non vedo il problema se uno a un certo punto la legge prevede il cambiamento, perché è giusto che sia anche il cambiamento, e dare la possibilità anche alle altre forze di coalizioni di avere un suo rappresentante come presidente. Perché non è che per Federica tutto quello che è stato fatto è partito da testa sua, no? Avevano fatto un programma in 3, in 4 e hanno prestabilito con i vari assessori di mettere in pratica il loro programma. Perciò non vedo questo un programma, per una questione democratica. Poi con altre cose, per Sagrado, per quel centro che vogliono chiudere. Ma scusami un attimo, sono 8 anni, c'è Federica anche sempre là, no? E il governo, abbiamo già detto 1000 volte che il centrodestra ha governato dal 1993 a oggi, al 2025, 20-22 anni in questo paese. Ma santo cielo, queste cose ci siamo accorti già prima che non andavano bene, no? Perché quando è caduto il governo 5 Stelle, che il segretario Salvini era ministro dell'interno, non dimentichiamoci che la Lega è arrivata in certi punti addirittura al 36-38% di preferenze nel nostro paese. E Salvini cosa ha fatto? Ha fatto un gioco un po' sporchino, non è che il mojito come dicono. Lui ha studiato, adesso faccio cadere il governo, andiamo alle votazioni e se divento io, siccome che vince il centrodestra, divento io il primo ministro. Invece sia Forza Italia che Fratelli d'Italia, quando sono stati chiamati Mattarella, hanno detto no, è meglio fare un governo di transizione. E lui l'ha perso il treno, come si dice a Trieste, no? E purtroppo è stato tagliato fuori. E la parte dell'immigrazione fa bene alla destra. Per questo non intervengono. No, beata allora che arrivano gli extracomunitari. Chiaro il suo intervento, le faccio rispondere perché poi devo andare al cambio ospite. Prego Gerbassi. Sono tanti temi, dicevo che la prima parte, il telespettatore ha detto giustamente, ovviamente c'è un programma, c'è una coalizione, è verissimo. Ricordo però che a differenza di quello che accadeva, credo fino al 2004, se non vado errato, non esiste più il fatto che un elettore sceglie un movimento politico e poi sono i vari consiglieri regionali che si eleggono il loro presidente, no? Come accadeva prima dell'introduzione dell'elezione diretta del presidente, ma il presidente della regione come il sindaco sono eletti direttamente dai cittadini, quindi è chiaro che c'è un forte mandato popolare nei confronti di un nome di una persona. Non è così semplice, ecco, trovare un candidato che sia all'altezza di Massimiliano Fedriga, e per questo ritengo anche che insomma debba continuare a fare quello che ha fatto bene fino adesso. Grazie a Ivo Gerbassi, consigliere comunale della Lega. Ci vediamo tra poco con Marino Andolina di Rifondazione Comunista. Restate con noi. Bentrovati con noi, come preannunciato, Marino Andolina di Rifondazione Comunista. Grazie per essere con noi innanzitutto e ben trovato. Buongiorno.
Ben trovato, anche perché lo ritroviamo dopo l'ultima missione umanitaria, in questo caso assieme a Support and Sustain Children in Siria. Mi raccontava prima di iniziare di quello che insomma si è fatto in questa missione nella zona, diciamo così, al confine con la Turchia, particolarmente difficile per la condizione umanitaria. Sì, l'ultima missione era in realtà in Turchia, cioè sul confine, perché buona parte degli sfollati, a parte quelli che riescono a venire in Europa, sono in tenda in Turchia e non riescono a tornare indietro, perché un po' per paura, perché dopo quello che è successo uno ha diritto di avere ancora un po' di paura, perché è stato veramente un massacro, e in più perché la maggior parte non ha più casa, perché gli hanno spianato tutto. I combattimenti sono stati fatti essenzialmente fuori dalle città principali, che hanno conservato la maggior parte degli edifici, mentre i paesi sono demoliti. E per questo adesso spero che almeno decidano di mettere la tenda vicino alla casa diroccata, quindi che tornano indietro con la tenda, approfittando della bella stagione. Ecco. Certo. In questo caso, dicevamo, assieme a Arianna Martini e a questa organizzazione con cui come dire, siete andati a aiutare in particolare, come sempre, i bambini. Che tipo di situazione ha trovato in particolare dal punto di vista medico? Ma io questa volta sono andato con Arianna, che è di Bergamo, è una delle tante donne a cui obbedisco, perché sono stato con lei anche in una missione che doveva arrivare a Gaza, siamo fermati in Egitto, quindi lì abbiamo fallito l'ingresso perché era tutto chiuso. Altre volte sono andato con Sally Becker, che è inglese, eccetera, quindi dipende anche da chi mi paga il biglietto dell'aereo. Con Arianna siamo stati, non ho visto altre associazioni umanitarie, poco dopo la fine della guerra civile in Siria, e l'abbiamo percorsa in lungo e in largo, e lì, a parte cercare di fare qualcosa dal punto di vista sanitario con dei colleghi locali, abbiamo raccolto delle informazioni interessanti, ecco, soprattutto sulle varie religioni o etnie che lì soffrono, hanno sofferto moltissimo, perché i sunniti vincitori non sono stati certamente così gentili verso le altre etnie e che corrispondono a religioni che per loro sono scismatiche, diverse da loro, gli alawiti, i drusi e i cristiani. Il nostro interesse è stato rivolto soprattutto ai cristiani, perché la situazione dei cristiani in Medio Oriente è interessante anche dal punto di vista genetico, perché i cristiani sono, sia in Iraq che in Siria che anche in Egitto, gli eredi genetici delle popolazioni originarie. Cioè in Egitto gli egizi sono rappresentati dai copti, che sono cristiani. Nel Medio Oriente gli assiro-babilonesi esistono ancora e sono cristiani. Ho visitato la città di Malula, dove parlano aramaico, che è la lingua che parlava Gesù, che hanno resistito veramente con grosse sofferenze all'invasione dell'ISIS, quando l'ISIS li stava vincendo. E quindi anche per un agnostico la Chiesa che soffre, diciamo, è stata così un'esperienza molto molto interessante e toccante, devo dire. Ecco. Allora, volevo girare a Marino Andolino una domanda che mi faceva prima un telespettatore, una domanda che ha a che fare anche ovviamente con il giornalismo, ma io onestamente, non essendo mai stato in contesti del genere, non sono sicuramente all'altezza di rispondere. Diceva, ma perché certe notizie non passano? Perché certe notizie nelle dinamiche mainstream non vengono date? Il telespettatore si riferiva per esempio a aiuti umanitari su Gaza che sarebbero arrivati dalla Cina, si riferiva a contesti di guerra, diciamo così, tra Israele e Hamas, utilizzati come zone in cui fare, virgolette, turismo di guerra e guardare quello che sta succedendo a pagamento. Ecco, io non sono in grado di confermare o smentire, in alcuni casi potrebbe trattarsi anche di fake news, ma mi sembra che con Andolina questo discorso si possa affrontare proprio
per esperienza diretta sul campo. Ma sarà colpa dei suoi colleghi. No, ci sono anche quella la notizia secondo cui i cinesi hanno paracadutato aiuti su Gaza. L'ho letto su internet, ma non sui giornali. Non so se sia vero, è incredibile che sia successo. Io spero che sia vero, ma appunto non ci sono conferme. E poi, insomma, su tante cose non si parla, anche dei referendum si parla pochino, no? Quindi l'informazione in Italia, come anche stabilito da organizzazioni internazionali, non è al primo posto al mondo, no? Saremmo al 40esimo, 34. Stessa cosa che citava, 46esimo dopo il Gabon, diceva. Gabon ci lavora mia figlia adesso, quindi insomma, no, non è che la sua categoria fa una gran bella figura, neanche la mia, neanche quella di altri, eccetera, ma insomma bisogna accettare il fatto che le notizie, grazie al cielo, arrivano anche da fonti diverse da quelle del mainstream, della RAI e cose del genere, no? Certo, diciamo che in certi casi poi, io ripeto, non sono in grado di, come dire, di dirvi, come giustamente diceva Andolina, che rispetto a queste notizie, per esempio su Gaza, non siamo in grado di dire è vero o non è vero, perché insomma bisognerebbe avere delle fonti dirette sul campo. Parlavamo di referendum. Dal vostro punto di vista si parla di 5 sì per cambiare in meglio l'Italia, dice la CGIL, ovviamente poi c'è il fronte opposto, c'è chi dice che non andrà a votare. Qual è la sua posizione, Andolina? Assolutamente favorevole. Anche perché prima di tutto secondo me il tema è che la gente non sa bene di cosa si parla, no? Certo. Quando si parla di questo referendum. Gli italiani non vanno a votare volentieri neanche alle elezioni politiche, quindi il fatto che si arrivi al 50% la vedo dura, anche perché l'informazione, che è migliorata nelle ultime settimane, devo ammettere, è stata molto carente. Sono referendum che uno dovrebbe considerare non di sinistra, perché sono, a parte quella sull'immigrazione, che uno potrebbe dire non sono d'accordo, no? da un certo punto di vista, ma i referendum sul lavoro dovrebbero essere patrimonio anche della destra, cioè perché veramente uno, perché è fascista, dovrebbe essere contento che un lavoratore possa lavorare a 5 euro all'ora, come è successo anche con i lavoratori dei musei triestini. Cioè, questo può essere legale? No, cioè, non esiste in Europa una roba del genere. Quindi il fatto che un licenziamento illegittimo, come dire, te mi sta sulle balle e te mando via, non permetta al giudice che se ne occupa di mediare almeno un compenso economico su questo licenziamento, appunto, come detto, illegittimo. Non parliamo di quello che ha rubato, che ha sparlato della sua ditta, parliamo di uno che è stato cacciato via per qualche motivo, per la cameriera che non ha sopportato che le mettesse la mano sul sedere, è stata cacciata via e il giudice stesso attualmente non può intervenire su questo. Ma pare che sono cose ovvie, cioè non sono cose da comunisti, ecco, a parte il fatto che lo spettro di formazione politica che lo sostiene è molto ampio, non tutta gente con cui io sarei d'accordo. Ecco. Allora, c'è una telefonata da casa, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Prego. Gino. Ciao Gino. Volevo ritornare sul discorso dell'informazione sui canali web. Sì. Qualche giorno fa l'Asugi, un dirigente Asugi, durante una conferenza in cui si illustrava la situazione dei vari oculistica, eccetera, sì, ha detto che una delle difficoltà che incontrano è che la gente si informa sul web e quindi contesta un po' quelle che sono i responsi dei vari medici, no? E quindi si trovano in difficoltà. Questo, a mio avviso, è la conseguenza di quello che è successo nel periodo del Covid, dove praticamente adesso sta affiorando, ci hanno raccontato un sacco di frottole, sia sull'efficacia dei vaccini e soprattutto hanno coperto determinate cause successive all'acquisizione del vaccino e soprattutto praticamente hanno dato vita
a quello che è la più grande speculazione mai avvenuta negli ultimi tempi. Infatti non si sente dire che l'Europa ha acquistato praticamente 10 vaccini per ogni suo abitante con una spesa di 70 miliardi. L'Italia ha circa 7 miliardi di spesa dei vaccini, di cui la gente si è vaccinata solo al circa 40% e quindi il 60% di questi miliardi di questi vaccini vengono buttati al macero. Con la sanità nelle condizioni che abbiamo si buttano via risorse e i medici su questo sono stati zitti, per cui la gente ai medici crede poco e quindi li contesta. Volevo dare a Tolina un commento su questo discorso che ho fatto. Grazie, buongiorno. Grazie del suo intervento. Prego Nolina. Bene, abbiamo un paio d'ore per discutere dell'argomento. Primo commento è: se una persona guarda su internet quello che riguarda la sua malattia, è suo diritto, e in più ciò è anche causato dal fatto che non riesce a parlare col suo medico, perché deve mandargli una mail per sperare di avere una ricetta, per avere un appuntamento come fosse una visita specialistica o il mese dopo. Quindi la crisi del rapporto medico-paziente porta anche la gente a studiare, e ovviamente su internet trova di tutto, anche sciocchezze. Perché è anche vero che se uno guarda su internet pensando dei sintomi, pensa di avere tutte le malattie del mondo. Io quando ho cominciato a studiare medicina mi sono diagnosticato almeno 2 tumori maligni in poche settimane. Quindi ovviamente dà un po' di fastidio sapere che un medico, cioè che un tuo paziente ti contraddice quando dice: lei ha questo, no, io ho letto che è così. Vabbè, questo fa parte della nostra professione, dobbiamo accettarlo. Che poi il periodo della la Covid, coronavirus disease femmina, malattia, quindi la malattia, non il malattio. Vabbè, e nel periodo della Covid abbiamo detto tutte le puttanate possibili, sì, è vero, ma maggior parte di noi in buona fede, perché non sapevamo nulla, è una malattia nuova, per cui ancora adesso non abbiamo capito proprio tutto. Il vaccino era un vaccino nuovo, assolutamente rivoluzionario, è stato imposto in un certo modo brutale anche, con degli errori comprensibili e non comprensibili. Si è creato un modello anche di controllo della popolazione con punizioni di miei colleghi, eccetera, che potrebbero un giorno essere utilizzate per altri fini, quindi un po' preoccupante questo atteggiamento poco democratico di gestione della salute. Oggi, per esempio, a posteriori, sappiamo che il vaccino, che io ho fatto entusiasticamente e ho consigliato di fare, non produce le IgA, cioè gli anticorpi di superficie, protegge il polmone e il sangue, perché produce le IgM e le IgG. Non producendo IgA permette l'infezione delle prime vie e quindi, ahimè, non blocca la trasmissione del virus. Quindi blocca complicanze più gravi? Certo, però obiettivamente bisogna dire che il Green Pass è stata una boiata pazzesca. Lo so a posteriori, non lo sapevo. Proprio per questo motivo qua. Proprio perché chi si era vaccinato e pensava di essere immune e non pericoloso, invece poteva essere pericoloso lo stesso. Quindi l'imposizione del Green Pass, che è stato dal punto di vista democratico piuttosto carente, oggi potremmo dire che era irrazionale. Ma questo è un segno del poi, non lo sapevamo allora, perché sono risultati scientifici che sono arrivati dopo. Ecco. Quindi adesso confesso che io stesso ho sbagliato, pensavo che il Green Pass fosse utile. Quando sono arrivato negli Emirati col mio Green Pass, perché cercavo di andare a Kabul durante l'evacuazione, io il Green Pass ho detto: ma vai a farti il tampone, chi te vuole. Ho detto: ma come? No, noi non ci crediamo, gli arabi non ci credevano quella volta. Ecco. Allora, abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo, pronto? Sì, pronto, buongiorno Stabile, buongiorno al professor Andolina. Prego. Innanzitutto onori al professor Andolina per il suo impegno e anche per l'onestà intellettuale dimostrata adesso dicendo che il Green Pass fosse una boiata. Indifferente. Volevo, fatta la
ho sentito la risposta del telespettatore detto da Andolina che alcune notizie passano, alcune notizie non passano. Io volevo sapere se magari quelle che non passano giova a qualcuno. Cosa dice lei, Andolina? Inevitabilmente sì. Volevo chiedere questo, che io sono perplesso in questi giorni. Quando ero piccolo, negli anni 70-78, io mi ricordo le immagini trasmesse dalla RAI con corrispondente Fraiese in via Fani, dove si vedeva l'eccidio della scorta di Moro, corpi crivellati, dei colpi fuori delle alfette, cioè delle scene agghiaccianti, ma abbiamo visto tutti, ok, quelle scene lì. E io avevo 3 anni e guarda, a fatica sono riuscito a farmi una vita, sicuramente immagini traumatizzanti, ma insomma adesso c'è le manette dei mafiosi, le manette quei deportati in Albania, le fascette ai polsi, vengono tutte annebbiate, oscurate per non ledere codice etico giornalistico, sì, sono cose a cui ci dobbiamo attenere tutti. Ho capito, ma però se lei mi oscura le manette oggi e mi mostra, perché adesso parliamo della scorta di Moro perché è quella che mi viene in mente, quelle immagini lei me le mostra in chiaro. Cioè, infatti io quando ha citato quel caso là, mi viene da dire sono immagini che oggi, come dire, dovremmo chiedere come mandare in onda, se mandare in onda, con che tipo di tutele. Quando ci sono delle persone in operazioni di polizia che non sono ancora arrestate, identificate, dobbiamo utilizzare delle dissolvenze, eccetera. Cioè abbiamo dei codici di condotta che dobbiamo utilizzare, altrimenti rispondiamo penalmente della messa in onda di quelle immagini. Quindi lei tocca un tema assolutamente importante. Però abbiamo delle regole. Lei si attiene ai codici di condotta dettati, però io dico il codice di condotta stesso, volevo criticare quello. È andato, l'abbiamo perso, casomai lo recuperiamo. Devo dire che da questo punto di vista il mondo della comunicazione è cambiato in maniera clamorosa e noi per esempio dobbiamo tenerci a determinate regole che si è data, diciamo così, la professione, dopodiché chiaramente la percezione della realtà magari anche cambia a seguito di questo. Sì, voi siete cambiati, sicuramente molto più corretti che in passato. Mi piacerebbe che anche le procure della Repubblica cambiassero atteggiamento, perché in questi giorni che leggo dell'omicidio di Garlasco non è pensabile che adesso sui giornali si legga che quella ragazza ha detto incastreremo Stasi, ma tutto quello che è uscito deve arrivare sui giornali immediatamente, un po' di segreto istruttorio, un po' anche di pietà per le persone che verranno coinvolte in queste informazioni. Insomma, io non lo so chi manda queste robe, queste veline alla stampa, se è il giudice stesso o magari un usciere che ci guadagna, però veramente sono un po' scandalizzato per l'uso che viene fatto anche delle informazioni. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci rivediamo tra poco sempre qui su Tele4 con Marina Andolina, tra poco. Bentrovati ancora in onda a Sveglia Trieste, non so se c'è una telefonata nuova, se abbiamo recuperato quella di prima. Buongiorno. Pronto? Sì, prego signora. Buongiorno, sono Silvia. Ciao Silvia. Ciao. Allora, volevo dire al dottore Andolina che io ero una che litigava praticamente a favore dei vaccini, no? E mi sembrava che chi non voleva vaccinarsi, parlo dell'inizio insomma, che chi non voleva vaccinarsi era un incosciente, era uno di quelli terapiatisti, eccetera, eccetera. Ma mi sono ricreduta perché, allora, io ho preso la prima volta il Covid nel 2020 quando non c'era il vaccino e l'ho presa insieme con mia nipote, mia nuora, mio figlio, eccetera. Io l'ho avuto un po' più forte, ma senza interessare i polmoni, quindi andava bene. Gli altri hanno avuto una cosa veramente blanda, ringraziando il cielo. Io ero convinta che il vaccino, loro non erano vaccinati, nessuno eravamo vaccinati, io ero convinta che il vaccino desse immunità, perché questo passava attraverso i messaggi di vari virologi, eccetera, passava che c'era un'immunità.
Di conseguenza io, che sono stata vaccinata da piccola, come tutti della mia generazione, ero convinta di questo. Invece un piffero, perché dopo bisognava vaccinarsi, ma ti invitavano addirittura dopo 3 mesi che tu avevi avuto il Covid a rivaccinarti. Allora lì è scattato il mio cervello, che è molto autonomo di solito, e ho ragionato, ho detto, ma cavolo, se io ho avuto il Covid, no? Io ho i miei anticorpi, perché cavolo devo andare a cercare anticorpi artificiali, no? E ho tirato avanti, c'era la legge che lo permetteva, ho tirato avanti 10 mesi, dopodiché sarei rimasta bloccata a casa, praticamente non avrei potuto uscire, oppure avrei dovuto fare quei tamponi continui che comunque contengono una sostanza chiaramente chimica, messi nel naso, gola, compagnia bella. Boh. E allora ho fatto il vaccino. Bene, dopo 3 settimane ho avuto di nuovo il Covid. Non forte, per fortuna, però l'ho avuto con tutti i sintomi, sparito il gusto, l'olfatto, tutto quello che c'è. Bene, poi passato del tempo e ho dovuto fare un altro vaccino ed è stato l'ultimo. Bene, dopo quel vaccino, l'ultima volta ho avuto il Covid a fine 2023 e sono stata maluccio, cioè come un'influenza insomma importante, con un po' di febbre e tutto quanto. E avevo i sintomi del Covid, perché ormai li conoscevo, una fortissima nausea, spariva il gusto, l'ho fatto. Ora, io a questo punto non ho più nessuna fiducia in quello che dicevano quella volta là. E mio figlio, che non si è mai vaccinato, non ha mai voluto, io tutto sommato gli devo dare atto che aveva ragione, che anche il suo ragionamento filava, perché lui appunto diceva, io ho preso il Covid, non vedo perché mi devo continuamente rivaccinare, cioè i miei anticorpi li ho e sono per quel tipo di malattia. Okay. Dopodiché, se ragioniamo, allora anche l'influenza, dovremmo fare continuamente dei vaccini per l'influenza. Io quella non la faccio, non l'ho fatta, non la farò perché non mi interessa, perché l'influenza a me la curo a letto con i farmaci, ecco, questo è uno, e do ragione al dottore Andolina, perché abbiamo perso anche la fiducia nelle parole di quei medici di quella volta. Vabbè. La domanda? Allora, sono gli stessi, hanno anche meno pazienti di quelli di una volta. Io il medico che avevo prima, che è andato in pensione felice, era uno che tu da una certa ora in poi andavi là senza appuntamento. Era disponibile, ti rispondeva su WhatsApp anche a mezzanotte, alle 11 di sera. Cioè era uno disponibile. Cioè io non avevo paura di ammalarmi. Adesso io ho una dottoressa carina, bravina, tutto quello che volete, ma dai con sta email e devo aspettare 15 giorni per avere una visita. Cioè è assurdo e non ha tanti pazienti. Quindi è anche un modus, diciamo, di ragionare, di lavorare diverso da prima, perché prima riuscivano a gestire tutti i pazienti e ne avevano tanti anche. Ecco, grazie e buongiorno. Grazie, prego Andolina. Beh, intanto io ho la fortuna di aver avuto medici curanti, Battigelli e adesso Giannelli, che mi danno risposta in qualche minuto dopo una mia richiesta, quindi vabbè, però sono amici, magari sono raccomandato. Purtroppo bisogna dire che proprio il periodo della Covid ha slatentizzato la disponibilità di alcuni colleghi di vivere comodamente e lontano dai pazienti. Prima era la scusa di evitare infezioni, ma poi si è formalizzato il fatto che bisogna contattare il proprio medico via mail, con WhatsApp, eccetera, aspettare la risposta, vedersi dopo un po' di tempo, il che vuol dire che se uno sta veramente male deve andare a Catinara, a mettersi in fila, a passare giorno e notte in fila con altri, magari a prendersi qualcosa che non aveva ancora avuto. Quindi questo è purtroppo uno degli effetti di questa epidemia, uno degli effetti non comodi. Il vaccino funziona, ha ridotto la mortalità di centinaia di migliaia di persone, cioè molta gente è viva grazie al vaccino nel mondo. Qualcuno ha avuto grosse complicazioni perché questo vaccino è il più bastardo che esista, cioè non c'è un vaccino storico, forse qualcosina, uno arcaico
sul morbillo, che dia tante complicazioni, che però bilanciavano il vantaggio, cioè 1 su 1000 stava male, 999 stava meglio. Quindi il vaccino ha salvato delle vite, ha fatto star male qualcuno, e purtroppo i miei colleghi, per limitazioni culturali o perché dovevano obbedire a qualcuno, hanno negato molto spesso queste complicazioni. Io proprio ho detto, questa persona qua ha avuto una tachicardia tremenda dopo il vaccino, un collega assolutamente onesto, no, non è possibile, non sa scritto. Tutte queste cose hanno ridotto la fiducia che la gente ha nei confronti della mia categoria. Comunque ribadisco, il vaccino ha salvato, se non 1 milione di vite, alcune centinaia di migliaia nel mondo. Quindi, anche se ha un effetto temporaneo. Purtroppo il coronavirus, che è un virus RNA, come nei gatti, si sa, che l'immunità anche da malattia, e quella del vaccino dura abbastanza poco. Non è come quello dell'influenza, anche l'influenza bisogna farla ogni anno, ma insomma non è come il morbillo, per esempio la polio, in cui l'effetto dura circa tutta la vita. Bisogna accettare le limitazioni anche di questi vaccini, proposti poi in modo più sporco possibile, con speculazioni. Spero che la von der Leyen abbia delle conseguenze anche legali su questo. Insomma, è successo di tutto, però insomma non neghiamo quello che di buono è stato fatto, si è cercato di fare. Allora, c'è ancora una telefonata, la sentiamo. Pronto? Pronto, buongiorno Stabile, sono Diego. Ciao Diego. Allora, per il dottor Andolina, io avrei una domanda più domaccia. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al trasferimento del Burlo a Cattinara, che ormai è confermata, insomma, ovviamente sarà questione di tempo, ci vorrà probabilmente ancora qualche anno perché ciò avvenga realmente. Ecco, forte dell'onestà intellettuale del dottor Andolina e forte anche della sua esperienza professionale effettuata appunto al Burlo, io vorrei chiedergli se, secondo il suo parere, questo trasferimento salvaguarderà comunque tutte quelle che sono le peculiarità anche dell'istituto di ricerca del Burlo, e se effettivamente questo trasferimento garantirà il mantenimento di quelli che sono gli standard di eccellenza del Burlo per quanto riguarda la pediatria. Ecco, io su questo vorrei avere un suo parere proprio tecnico, e con questo io vi ringrazio e vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie, prego Andolina. Grazie per la domanda. Sì. Il trasferimento del Burlo è un altro chiodo sulla bara della sanità pubblica. Nel disastro generale c'è anche il trasferimento del Burlo. A proposito di informazione e libertà di informazione, Tele4 mi ha concesso 15 anni fa di criticare questo trasferimento, perché io come consigliere comunale avevo visto la piantina e ho scoperto che non c'erano i trapianti. Il primo centro trapianti italiano, il primo centro trapianti pediatrico italiano, quello che ha insegnato a fare trapianti a buona parte dei centri italiani, non c'era. Cioè praticamente nel disegnino c'erano 2 stanze che non erano quelle che servono. E da allora non è cambiato niente. Anche Riccardi ha detto che non è vero, che io sto mentendo per motivi elettorali, eccetera, e la cosa non è cambiata per niente. E ovviamente io penso ai trapianti perché ho questa idea qua. Però lo stesso, questo trasferimento distribuirà bambini in varie sedi, cioè perché quella sede, per quanto più grande formalmente sia, non conterrà tutte le specialità, non tutte le funzioni. I bambini saranno seguiti in vari modi in 5 sedi diverse. Nella sede principale, nel cubone Covid, che fra l'altro non si sa se lo costruiscono, e negli ambulatori degli adulti, un po' di qua, un po' di là. Il cubone Covid sarebbe quella parte dell'ospedale dedicata, diciamo, alle eventuali emergenze, alle eventuali... Sì, cioè, che fra l'altro però non è ancora formalizzata la costruzione, quindi non si sa ben se sarà fatto o meno. Ma in ogni modo i bambini saranno mescolati con gli adulti in alcune circostanze, il che non è male tanto per i bambini, cioè è indegno, però insomma non è pericoloso. Sono gli adulti che vanno in cerca di rogne, perché i bambini sono bombe batteriologiche, hanno tutti i virus di questo mondo, no? Se le fanno tutte andando a scuola. Mettere in fila in un ambulatorio bambini e anziani
vuol dire mettere nei guai gli anziani, noi bambini, ma è soprattutto anche molto brutto. Quindi è uno proprio degli aspetti del futuro triste della sanità triestina, nazionale, eccetera. Sono assolutamente contrario, so che stiamo mingendo contro ventum e quindi andranno avanti, hanno abbattuto quella povera pineta per fare un parcheggio più che altro, quindi lasciando quella collina spoglia, per cui anche la gente fuori dalla finestra non vedrà più niente di verde ma solo cemento, il che non fa bene neanche psicologicamente a chi già soffre per i fatti suoi. Un sacco di soldi, insomma il nuovo Burlo costerà come un F-35, potevano anche comprarsi un altro aereo da guerra, ecco, piuttosto che far danni. Il Burlo si è allargato enormemente grazie alle opere San Giuseppe, quindi adesso ha aumentato, non dico del doppio ma quasi, la sua cubatura, hanno speso un sacco di soldi per comprare questa opera, questa zona un po' lungo via dell'Istria. Uno si domanda perché, visto che devono andare via, la cosa anche puzza, se posso dire, ecco. Però insomma andranno avanti lo stesso. Allora, dopo la pubblicità torneremo a parlare con Marina Andolina anche della sua missione in Siria, di quanto ho scoperto anche rispetto alla vicenda della scomparsa di padre Dall'Oglio. Ne parleremo tra poco. Grazie. Bentornati ancora in diretta con Marina Andolina. Abbiamo parlato molto di sanità, di vaccini. All'inizio abbiamo iniziato ovviamente con la sua missione in Siria, sulla quale so che ha tenuto in serbo anche un altro argomento, cioè quelle che potrebbero essere, diciamo così, delle verità nascoste, tra virgolette, sulla morte di padre Dell'Oglio. Sì, intanto noi in quella missione abbiamo visitato molte sedi cristiane, sia cattoliche che ortodosse, e ho avuto proprio fortissime emozioni perché la cosiddetta Chiesa che soffre, quelli che hanno lavorato letteralmente sottoterra, cioè erano fantastici, sono fantastici, hanno resistito in una situazione terrificante. Perché? Cioè chiese sotterranee per nascondersi, cioè, e fare messa ad Aleppo io sono entrato sottoterra, sotto un palazzo, un'ex fabbrica di qualcosa, un enorme compound con chiesa, scuole, ambulatori, eccetera, gestiti da un Don Pedro, credo, che mentre ci raccontava la sua storia io ho avuto un momento che mi è scappato: Don Pedro, il mio ateismo è in bilico per colpa sua, per quello che lei ha detto. Poi a Damasco abbiamo parlato anche con il rappresentante del Papa, cioè la massima autorità locale, che ci ha raccontato qualcosa sul martirio di padre Dall'Oglio. Le informazioni sono state da lui, sono state inviate alla Curia, alla Santa Sede, quindi non posso prendermi l'incarico di dire tutto, però obiettivamente quello che abbiamo saputo è che lui è stato ucciso mentre affrontava un integralista facendo così professione di fede. Cioè devo dire che come si faceva 2000 anni fa ha cercato realmente il martirio. Quindi non credo che si troverà più il suo corpo. Quindi la conferma è che è morto. Chi ha detto in faccia a un uomo armato quello che pensava della propria fede e di quella di quell'altro, ed è finita male. Pur avendo avuto degli accordi con Al-Qaeda che gli avrebbe voluto permettere di superare una serie di checkpoints per raggiungere un accordo non so di che tipo, e quando i superiori di Al-Qaeda hanno chiamato il ragazzaccio del checkpoint, ha detto: guarda che c'è un prete che si chiama Dall'Oglio che deve passare tranquillo. Ha detto: cazzo, oh perbacco, l'ho appena ammazzato, mi dispiace. Ecco, quindi questa è la storia, con alcuni dettagli che appunto credo che la famiglia debba ricevere direttamente dalla Santa Sede e non da me, ecco. Certo. Però obiettivamente l'impressione che lì i cristiani, ma anche altri, cioè tanti esseri umani, stanno facendo un lavoro fantastico, dimostrano quella che si chiama resilienza, la resistenza nonostante tutti i problemi che hanno,
aiutano i poveri, anche non solo cristiani, affrontano pericoli terribili, cioè proprio la disponibilità al martirio mi ha sempre affascinato anche dal mio lato così laico, ecco. Allora, volevo tornare sull'aspetto invece sanitario, facendo sentire a Marina Andolina le parole dell'assessore regionale Riccardi, assessore della salute, che parla di medici di famiglia, di carenza di infermieri, di prescrizioni che intasano il sistema sanitario, perché volevo anche la sua opinione. Allora chiedo alla regia, se è possibile, di mandare in onda il punto servizio sul punto sanità, così sentiamo poi il pensiero di Andolina. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, intervenendo a margine del primo incontro per presentare i dati riguardanti le varie strutture che fanno capo ad Asugi, ha sottolineato la necessità che cambi il rapporto paziente-medico di base, nell'ottica di risolvere uno dei problemi che affliggono la realtà sanitaria del Friuli Venezia Giulia, vale a dire l'inappropriatezza prescrittiva delle visite. Non è immaginabile pensare di avere un aumento della domanda alla quale stiamo assistendo in maniera così rilevante e di costruire un modello che corra dietro quella domanda, anche perché sarebbe inefficiente e sicuramente non sarebbe uno spreco. Dal medico, ha detto Riccardi, si va per ascoltare, non per parlare, auspicando una rivoluzione copernicana di ritorno, stante la piega che appunto ha preso il sistema. L'assessore ha poi affrontato il tema della carenza di infermieri, cui si somma un dato preoccupante. Complessivamente in Asugi circa 1500 dipendenti risultano inabili alle mansioni per le quali erano stati originariamente assunti. Anche sulla base di tali considerazioni, Riccardi ha ribadito le ragioni che spingono la giunta regionale ad una riconsiderazione del sistema. Perché non sono dei tagli, sono miglioramenti delle condizioni degli esiti di salute con maggiore sicurezza, con capacità di attrazione del personale, perché i giovani giustamente vanno dove vedono tante cose, non dove ne vedono poche, dopo aver studiato e aver deciso di dedicare la propria vita a questo. In questo senso Riccardi precisa una volta di più come l'impegno per la rete oncologica regionale di fatto sia da considerare una sorta di nucleo fondativo. È la revisione della rete ospedaliera, che non deve leggere come se fossero delle riduzioni delle prestazioni, sono delle prestazioni che devono essere garantite se vogliamo avere migliori esiti di salute, e credo che questo sia il nostro compito. Né in cauda l'assessore risparmia un attacco alle ragioni che di fatto hanno bloccato per una ventina d'anni tale riassetto. Andava a toccare una serie di equilibri, di posizioni costruite nel tempo, non guardava gli esiti di salute delle persone, guardava le posizioni che in qualche modo venivano difese. Allora Andolina, tanti temi che vengono toccati, a partire da quello dei medici di base, di cui in parte ci siamo occupati anche in precedenza. C'è il tema delle troppe prescrizioni, della carenza di personale, ma anche di personale che non può esercitare tutte le funzioni che dovrebbe per le proprie situazioni personali, fisiche e quant'altro. Su quello è difficile lavorare, perché quando uno ha un certificato di invalidità o di limitazione, anche se qualche volta uno può avere dei dubbi che siano reali, non può farci molto. Quello di Riccardi mi ricorda proprio quello, il detto di buone intenzioni e lastricato l'inferno, e lì è proprio un lastricato piuttosto pesante, perché le ultime sue considerazioni sulla necessità di ridurre ulteriormente le prestazioni ospedaliere, Serracchiani docet, andiamo avanti su quella linea, fallimentare grazie alla Covid, che ha dimostrato che non era proprio il caso di tagliare i posti letto ospedalieri. Riccardi pensa proprio di trasferire di nuovo risorse dall'ospedale, già sofferente in modo terrificante, al territorio. Ottima idea, perché bisogna creare le case di salute, di comunità, mettere insieme i medici, eccetera. Ma io temo che questa buona idea serva solamente a togliere all'ospedale, dopodiché non farà proprio niente, perché abbiamo visto che le case di comunità non vanno avanti, per la difesa corporativa anche dei miei colleghi. Ma non so, io in Venezuela mi avevano chiesto: compagno Andolina, qual è la soluzione dei medici venezuelani? Ha detto il Kalashnikov, compagni, perché però in Italia non si può, ecco.
Però, se non sbaglio, una soluzione simile era stata, diciamo così, messa non solo nero su bianco, ma realizzata anche dalla giunta Serracchiani. Poi i medici non volevano andare a lavorare in quei centri. Certo, adesso come si fa a risolvere questa cosa? È un disastro. La soluzione potrebbe venire dall'apertura delle scuole di medicina, cioè togliendo il numero chiuso potremmo sperare di avere fra qualche anno, ormai 10 probabilmente, una pletora medica per cui i giovani medici saranno costretti a lavorare anche dove non gli piace, anche in gruppi che lavorano almeno 12 ore al giorno, dandosi il turno, no? Mattina, pomeriggio, uno al mattino, uno al pomeriggio, un altro va a fare le visite domiciliari, si scambiano informazioni, perché uno che vive da solo, dopo 10 anni diventa un cretino, cioè non è obbligato a studiare, eccetera. Quindi la possibilità di lavorare come livello ospedaliero, di confrontarsi con altri colleghi, sarebbe molto utile. In questo momento la vedo dura, quindi quella di trasferire soldi da ospedale al territorio significa togliere l'ospedale e non dare nulla al territorio, perché lì non cambierà proprio niente per molto tempo. Quindi un'altra botta. Abbiamo visto, avete anche dato spazio voi alla conferenza stampa di Zalukar, Onsel. Sì, Costituzione 32 si chiama. Sì, cioè hanno mostrato gli errori delle diapositive presentate da Riccardi, perché poverino fa quello che può, ma sbaglia anche sui numeri contestati anche dal Ministero della Sanità. Dimostrato proprio gli svantaggi di tutte queste soluzioni. Io credo che si sta per creare un gruppo di professionisti che prima o poi usciranno con un libro bianco e con i dati, con le critiche necessarie a questi progetti. Non lo so se servirà a qualcosa, potrebbe servire per la vendetta, come dire, il burlo me lo sfasciano e noi ci raviamo. Non ci resta altro che sperare nella vendetta, nella possibilità di segare, come gli alberi, catinare anche la carriera politica di chi ha fatto tutti questi danni. Ecco, c'è l'aspetto medico, poi c'è l'aspetto anche infermieristico, perché l'altro fenomeno a cui ormai assistiamo da tanto tempo è quello degli, per esempio, infermieri in fuga dal pubblico al privato per le condizioni di lavoro e anche per un'altra situazione, cioè quella di continue aggressioni nel mondo della sanità, che tra l'altro documentiamo purtroppo tra Trieste, Monfalcone e Udine mensilmente, mi viene da dire. Sì, intanto la violenza sul personale paramedico è un crimine, certamente, però deriva anche come stimolo sulle persone, diciamo, deboli, psichicamente deboli, dal fatto che la sanità si propone molto male. Quando uno non riesce a parlare col proprio medico, va a catinare, aspetta 20 ore, eccetera, essere visitato per un problema serio o non serio, qualcuno che ha un problema, diciamo, di autocontrollo ha maggiore probabilità di comportarsi male, da reprimere in ogni caso certamente, però le infermiere che si beccano uno schiaffo o sono insultate sono vittime anche loro di questa situazione di disaffezione dei pazienti verso la sanità pubblica che offre stress, pochi soldi a chi invece trova nel privato soluzioni diverse di vivere molto più serenamente. Infatti andate in una clinica privata, tutti ridono, a catinare è difficile trovare gente che ride, gli pagano meglio e quindi è un progetto lentissimo di cui parlava già il professor Panizzon 50 anni fa. Progressivamente, togliendo, la gente capirà che l'istituto pubblico non ti dà quello che vuoi e quindi accetterai progressivamente di andare al privato. Una cosa molto lenta, quasi non traumatica, che insomma stiamo vivendo tutti i giorni e che andrà avanti in questo senso. Ecco. Dottor Andolina, abbiamo ancora un paio di minuti prima del termine, le chiedo, visto che abbiamo parlato della sua missione in Siria, se c'è altro in programma a questo punto. Sì, verso l'8 giugno spero di andare, ma probabilmente dal lato turco, appunto dove ci sono le tende e c'è un'epidemia non mi occuperò di leucemie, di cancri rari, ma di scabbia e un po' di vermi,
ma siccome proprio la stigma della povertà è quella di grattarsi di continuo, vedere questa povera gente che vive in tenda su tappeti che quindi non può lavare, che si grattano, con i bambini che si grattano, quindi stiamo anche cercando di raccogliere fondi per avere un numero adeguato di medicine per estirpare o perlomeno limitare questo problema. Cioè, è una malattia assolutamente curabile. È una malattia curabile se uno ha i soldi per prendere la medicina. Sì, è meno entusiasmante di altre cose che ho fatto nella mia vita, però mi sento molto utile perché quella povera gente soffre. Io ho fatto la scabbia e vi assicuro che si sta veramente molto male. Ecco. Quindi, insomma, questo è il motivo che ancora la spinge a partire per questi contesti. Meno eroico del solito, però credo che avrò soddisfazione da questa missione. Va bene, allora io ringrazio Marino Andolina di Rifondazione Comunista per essere stato con noi questa mattina, vi do appuntamento alle ore 13 con l'approfondimento, poi il telegiornale, ricordandovi anche il TG di domani domenica in cui avremo anche i verdetti sportivi sul play-out della Triestina, ma anche sull'inizio dei play-off della Pallacanestro Trieste. Restate con noi, restate su Tele4.